Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo giovedì 8 settembre per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti i fatti di cui vi dobbiamo dare conto in questa giornata che si sta rivelando complicata dal punto di vista meteo. Queste sono le immagini, le possiamo vedere insieme, che arrivano dal lago di Garda, dove c'è stata una tromba d'aria che si è fortunatamente scaricata in acqua. Le immagini sono dell'ANSA.it. C'è stata molta paura tra i turisti, tra i residenti. Ci sono delle verifiche in corso per capire se in quel momento c'era qualcuno nel lago, qualche natante. Parrebbe di no. Comunque ci sono delle verifiche in corso dei sopralluoghi. Tra l'altro mi riferiscono di alcuni disagi anche nel Trevigiano, di qualche albero caduto e di blackout. Ovviamente vi aggiorneremo man mano. Questa mattina un primo nubifragio si è abbattuto anche sulla città di Treviso, sulla tangenziale in particolare, con disagi al traffico che ci sono stati anche per i cantieri in corso su A4 e sulla 27. Rimaniamo sempre sulla cronaca per un importante aggiornamento che ci porta nel veneziano. Se ricordate, circa 2 settimane fa vi abbiamo raccontato di una tremenda esplosione a San Stino di Livenza, l'esplosione di un ordigno bellico. Morì un uomo di 60 anni. Oggi c'è un tragico aggiornamento, un'altra tragica notizia, ma ci racconta tutto la nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, proprio la notizia che non ci si aspettava, o meglio che forse non si voleva sentire, perché la situazione comunque era apparsa grave da subito, perché è morto all'ospedale di San Donà di Piave anche Domingo Cusin, il 49enne che lo scorso 27 agosto si trovava insieme all'amico 60enne Mauro Palamin quando c'è stata questa violenta esplosione nell'abitazione proprio di Cusin a San Stino di Livenza in via Trentin. Le sue condizioni erano parse gravissime da subito. Mentre l'amico Palamin è morto sul colpo, Cusin ha resistito fino a poche ore fa, dopodiché anche lui non ce l'ha fatta, perché le ustioni sul suo corpo erano talmente gravi e profonde che, nonostante abbia resistito fino ad ora, poi il suo corpo non ce l'ha più fatta. La deflagrazione infatti è stata davvero fortissima, davvero violentissima quel giorno. Lo ricordiamo perché anche noi proprio l'abbiamo documentata. Era successa proprio, il nostro telegiornale stava iniziando ed era successa da pochissimo, quindi anche per noi è stata arrivata come un fulmine a ciel sereno quel giorno, perché inizialmente non si era capita la gravità, ma dopo mano a mano si è scoperto quanto grave fosse stata l'esplosione. Sul posto si erano fiondati immediatamente i vigili del fuoco, poi i carabinieri, per cercare di capire che cosa fosse accaduto, ma anche i vicini di casa di Cusin parlavano di un botto davvero fortissimo, tanto che qualcuno aveva addirittura parlato di una bomba. Non si capiva proprio che cosa fosse successo, e infatti i due stavano cercando di disinnescare un ordigno bellico che si trovava in casa. Non si trovava in casa casualmente, ma si tratta di due collezionisti, di due appassionati, o meglio, di ordigni bellici e di residuati della guerra. Infatti i giorni successivi sono stati poi, durante il sopralluogo, ritrovati anche numerosi altri ordigni d'epoca, per i quali poi è stato richiesto ovviamente l'intervento degli artificieri. È importante soprattutto
visto che chi si ritrova a collezionare questi ordigni, questi residuati bellici, sappia poi maneggiarli doverosamente. Infatti poi si sono scatenate anche delle polemiche nei giorni successivi, perché bisogna saper armeggiare, saper che cosa si ha in mano, altrimenti poi si paga con la propria vita, come è successo proprio per Cusin e Palamin. Questa è la notizia di cronaca del giorno. Se non ci sono altre domande, so che comunque i tempi sono stretti, ci sono tante cose da dire in questa nostra prima edizione del telegiornale, quindi se non hai domande restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria, buon lavoro a te e a Sandro Ponchio. A voi, grazie. Appunto ci sono tante cose da dire, dice bene la nostra Ilaria. Andiamo a Padova. Sarà effettuata nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Erika Fantinato, la 54enne travolta e uccisa da un furgone ieri mattina a San Giorgio delle Pertiche mentre faceva jogging. Le sirene spiegate dell'ambulanza, la mamma che non tornava dalla corsa, il dramma in cui è piombata la famiglia di Erika Fantinato, la 54enne travolta e uccisa mentre faceva jogging ieri mattina in una strada di Cavino di San Giorgio delle Pertiche, è iniziato alle 6:30. Erika Fantinato era solita uscire per la corsa mattutina, ma ieri per la prima volta stava facendo tardi. La donna stava percorrendo via Brenta nello stesso senso di marcia del furgone che l'ha investita. Si trovava sul lato destro della strada. Secondo la testimonianza dell'autista si sarebbe spostata all'improvviso verso il centro, forse in un tentativo di cambiare percorso o semplicemente per attraversare, e qui sarebbe venuto l'impatto impossibile da evitare. In quel punto non ci sono telecamere, quindi ulteriori indicazioni sulla dinamica dell'incidente potrebbero arrivare dalle perizie tecniche e soprattutto dall'autopsia sul corpo di Erika. L'esame è stato disposto dal pubblico ministero di turno, che vuole capire se l'impatto con il furgone sia stato... Ecco, così dunque da Padova la nostra Valentina Visentin, e ritorniamo sui tragici fatti che vi abbiamo raccontato ieri sera. La suora trevigiana trucidata in Mozambico durante un attacco jihadista. Vi abbiamo raccontato la dinamica, ma vi ripropongo un'intervista fatta dalla suora ad un canale YouTube della diocesi di Vittorio Veneto. Forse il miglior modo per raccontarla, per capire chi era questa suora. Sono Suor Maria De Coppi, una missionaria comboniana, e sono di questa da 50 anni, più di 50 anni in Mozambico. Ormai mi sento parte di quella terra e di quel popolo dove ho vissuto la mia vita. Si presentava con queste parole nell'ottobre dello scorso anno Suor Maria De Coppi nell'intervista realizzata dalla direttrice del centro missionario diocesano di Vittorio Veneto, Maria Grazia Salmaso. La partenza da giovanissima, 59 anni fa, un viaggio per mare di 31 giorni per raggiungere la provincia del Mozambico divenuta la sua casa, Nampula. Momenti belli e momenti duri, raccontava la missionaria comboniana, che era scampata tra i precedenti agguati e aveva ripercorso il più drammatico. Ricordo un'imboscata che ho preso, e in quel giorno sono morte 17 persone. Si viaggiava in convoglio, no? Sì. E poi si è sentito sparare e tutti hanno tentato di fuggire. E anch'io sono scesa dal carro, dalla macchina, ho tentato di arrestarli per terra perché non si poteva scappare in piedi, perché arrivavano le palottole, no? E mi ricordo che lì ho gridato, ho detto: Signore, salvami, non lasciarmi morire qui sotto le palottole. Ha vissuto il tempo della guerra e quello della pace, Suor Maria. Cos'è che accade? Cioè, questi guerriglieri arrivano e uccidono chiunque? Succede e ammazzano e distruggono le chiese, distruggono le scuole. Anni particolarmente duri gli ultimi 3, spiegava. Lei, impegnata nell'aiutare la popolazione locale, dove le comboniane gestiscono un convitto e aiutano come possono le famiglie in fuga dai conflitti o messe in ginocchio dalla carestia, padri e madri che non hanno nulla da dar da mangiare ai figli. Poi vengo in Italia e vedo che qui non manca niente e si lamentano. Dico, ma come? Aiuti materiali, ma non solo. Bisogna saper ascoltare, diceva, nel profondo. Quando senti la storia, la loro vita, senti che c'è una presenza di Dio anche in loro. Quando sono stata giù le prime volte nel tempo coloniale, no? Loro si sentivano come disprezzati perché è nero, né? Mi dicevano: Suor Maria, e sta pelle qui
questa pelle qui, io dicevo Signore fammi nera, perché mi feriva sentirli così, dico ma non sono persone come noi. Quella dell'ottobre scorso è stata la sua ultima volta in Italia. Continuiamoci a sentirci uniti, no? Uniti anche nella preghiera che non conosce distanze, no? Eppure l'amore non conosce distanze, no? Io ritorno molto volentieri e ormai ho vissuto là, è la mia terra. E una preghiera per me e per il mio Mozambico. Ecco, questa intervista dalla dimensione della religiosa e della donna, tra l'altro con lei c'erano anche due preti della diocesi di Pordenone Concordia Sagittaria che sono riusciti a mettersi in salvo. Tra l'altro vi possiamo mostrare l'epigrafe Suor Maria de Coppi. Il funerale sarà celebrato venerdì 9 settembre, quindi domani in Mozambico, e Suor Maria sarà sepolta nel cimitero di Carapira. La messa di suffragio sarà celebrata venerdì 9 settembre, quindi sempre domani, nella chiesa di Ramera alle 18:30 in comunione con la chiesa del Mozambico. Inoltre una veglia di preghiera presieduta dal vescovo Corrado, il vescovo di Vittorio Veneto, si terrà mercoledì 14 settembre alle 20:30 sempre nella chiesa di Ramera. Lei era molto legata alla sua parrocchia, Don Adriano Zanette, che ieri abbiamo intervistato. È una vicenda che ha scioccato in tanti. Direi Andrea Martella, buongiorno, segretario del Partito Democratico del Veneto, di partire da qui. Lei stesso ieri sui social ha espresso la sua commozione, il suo cordoglio. Sì, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, già ieri, come lei ricordava, a nome del Partito Democratico ho espresso il mio cordoglio, il mio dolore per la morte di Suor Maria de Coppi, uccisa in Mozambico nel corso di un agguato. Lei lì svolgeva la sua opera di missionaria, abbiamo sentito dalle sue parole la profondità umana, spirituale, religiosa che l'animava e la faceva essere lì. Era figlia di un Veneto generoso, solidale, e da 59 anni era lì e davvero la sua vita è stata spezzata da questa barbara violenza. Non possiamo fare altro che esprimere il nostro cordoglio, la nostra vicinanza alla famiglia, alla comunità comboniana, alla diocesi e a tutti quanti la ricorderanno con amore e con la condivisione di quella che è stata la sua vita. Tra l'altro, segretario, diciamo che questo episodio riaccende i riflettori sul fenomeno dello jihadismo, del terrorismo internazionale. Diciamo che siamo stati travolti dalle emergenze, ma questi temi restano dal punto di vista geopolitico internazionale. Beh sì, il nostro è un mondo che vive varie emergenze. Quella diciamo legata al terrorismo internazionale l'abbiamo vissuta, ma non è ancora archiviata, e quanto è successo e succede in varie parti del mondo ci dimostra che è un'attenzione da tenere ancora molto alta, è un lavoro di carattere culturale che deve essere fatto ancora con grande intensità. Poi abbiamo avuto altre emergenze, chi avrebbe mai pensato, quella della pandemia, dopo la crisi finanziaria, e poi ancora quella della guerra, con le conseguenze geopolitiche che tutti quanti sappiamo e con le conseguenze di carattere economico. E sono davvero dei tempi straordinari rispetto ai quali bisogna avere la forza, il coraggio di agire con serietà in nome degli interessi dei cittadini, producendo coesione, credo, e valori comuni. E a proposito di situazione geopolitica, veniamo al tema di questi giorni, di queste ore, il caro energia, il caro gas. Ieri l'Unione
europea ha battuto un colpo anche in vista del Consiglio dei Ministri dell'Energia che è convocato per domani venerdì 9 settembre. Un piano in 5 mosse che è stato annunciato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Taglio dei consumi di elettricità, il primo punto, è ancora tetto di 200 euro alle quotazioni, prelievo dai big dell'energia, sostegno alle imprese anche mediante i crediti d'imposta, price gap al gas russo. Quest'ultima misura in particolare ha prodotto l'ennesima presa di posizione del Cremlino contro l'Europa, dicendo che per noi sarà un autunno, un inverno al freddo e al gelo. Putin che continua ad alzare i toni. Qual è la direzione, Martella, che autunno ci attende? Ormai il piano di Putin, qualora ve ne fosse stato bisogno di capirlo, è ben chiaro. Dopo il gas punta al blocco del grano per creare difficoltà all'Occidente, ma la verità è che le sanzioni stanno facendo effetto e quindi ha fatto bene l'Unione Europea a rilanciare un tetto al prezzo del gas per evitare speculazioni finanziarie. È quello che noi proponiamo da tempo e le misure che in effetti a livello europeo vengono proposte si muovono sulla linea delle proposte che noi avevamo avanzato sia come Partito Democratico sia nel governo italiano. Bisogna evitare speculazioni, bisogna abbassare il costo del gas, dell'elettricità, a partire dalle famiglie che stanno pagando un prezzo altissimo e a partire dalle imprese che devono essere poste nelle condizioni di continuare a lavorare. Questo è davvero un tema urgente che riguarda tutti quanti noi, che ci riguarda direttamente nel Veneto e che bisogna affrontare con grande serietà, come per la verità prima che cadesse il governo a causa delle scelte fatte da Forza Italia e Lega, come il governo stava già facendo. Di fatto, segretario, sono pronti i razionamenti, di questo stiamo parlando, perché quando si dice taglio dei consumi di elettricità, target obbligatorio di riduzione della corrente elettrica, l'ipotesi è un taglio del 10-15% con un calo netto di almeno il 5% durante le ore di punta. Quindi diciamo non è più un tabù parlare di razionamenti. Beh, diciamo che noi nel corso di questi mesi abbiamo lavorato per diversificare le fonti di approvvigionamento del nostro paese rispetto al gas russo. Abbiamo lavorato per aumentare la produzione di energia dalle fonti rinnovabili semplificando le procedure. Dobbiamo evidentemente aumentare gli stoccaggi che sono aumentati e garantire un piano di consumo energetico che sia volto al risparmio, perché è evidente che noi dovremo essere capaci di affrontare le situazioni che ci verranno incontro, per le quali io però penso ci stiamo arrivando preparati. E un piano di riduzione del consumo energetico è necessario, anche noi l'avevamo proposto, ma ribadisco in questo momento è ancora più necessario intervenire per abbattere tutti quei costi sull'energia che stanno davvero rendendo la vita difficile ai cittadini italiani, alle famiglie, alle nostre imprese, penso ai commercianti, ai ristoratori, a tutti coloro che rischiano di essere messi in ginocchio da questa impennata del prezzo dell'energia. E quindi bisogna lavorare in questo modo ancora nei prossimi giorni per aumentare stoccaggi e per fare in modo che da questa situazione non derivino particolari problemi ulteriori al nostro Paese. E questo significa che bisogna continuare a perseguire la strada delle sanzioni contro la Russia, è uno dei temi, Martella, di questa campagna elettorale. Io penso che la collocazione dell'Italia del Partito Democratico, delle forze di centrosinistra è molto chiara, con le forze
liberali, democratiche, europeiste, e lo siamo stati ai tempi dei vaccini, lo siamo stati nella lotta alla pandemia, e lo siamo stati per le risorse del Next Generation EU. È evidente che così bisogna continuare a fare, anche in questo senso. Le sanzioni sono finite, perché è evidente che Putin reagisce in questo modo perché le sanzioni stanno avendo effetto. Chi propone di toglierle fa il gioco di Putin. Chi anche nel nostro paese propone di toglierle fa il gioco della Russia. Noi dobbiamo fare in modo che non pesino troppo sulla nostra economia, ma dobbiamo sapere che questo è l'unico modo per impedire che la follia innescata da Putin possa continuare. Io so che c'è chi dice: ma chi ce lo fa fare, lasciamogli l'Ucraina, ma è evidente che non può essere così. Non può essere così perché in questi casi, lo dico usando un'espressione colorita, la bestia non si sfama, ma cerca sempre qualcos'altro e sempre di più, ed è per questo che bisogna fermarlo. Un altro tema di questa campagna elettorale non potrebbe essere altrimenti, vista anche la tempistica, è quello della scuola. Lunedì si ritorna in classe per milioni di studenti italiani, centinaia di migliaia in Veneto, e anche sulla scuola si sta combattendo parecchio questa campagna elettorale. Segretario. Ma innanzitutto vorrei fare in bocca al lupo a tutte le studentesse e gli studenti veneti che rientreranno a scuola lunedì. È un appuntamento davvero importante. I nostri ragazzi hanno pagato un prezzo nel corso della pandemia, nel corso di questi anni, e ritornare a scuola nel pieno della socialità può essere davvero importante per la nostra società, per la sua crescita, perché non si può crescere se non c'è una scuola che funziona, se non c'è un'educazione. E del resto la scuola è anche un ascensore sociale, serve per cambiare e per migliorare le condizioni di partenza. Poi sulla scuola credo varrebbe la pena di non fare molto conflitto tra le forze politiche, bisognerebbe che fosse un patrimonio di tutti. La scuola è un diritto e quindi bisogna fare in modo innanzitutto che gli stipendi degli insegnanti siano in linea con gli stipendi degli insegnanti europei, che ci possa essere un nuovo contratto di lavoro che definisca orari, sviluppo di carriera e formazione, che le risorse del PNRR vengano gestite al meglio per le strutture scolastiche, per la tecnologia delle scuole, e infine per gli studenti che i libri di testo e i trasporti siano gratuiti per le famiglie con redditi medio-bassi, e che ci sia anche una gratuità delle mense scolastiche. Ecco, noi dovremmo fare in modo davvero che la scuola possa essere un investimento della società italiana, perché solo con dei giovani più formati avremo la possibilità di riprendere a crescere. Quindi il punto per voi è cruciale e quindi poi il suo in bocca al lupo a questi studenti veneti che da lunedì rientreranno in classe. Grazie Martella, buona campagna elettorale, mancano poco meno di 20 giorni, immagino saranno giorni impegnativi. Grazie e buon lavoro. Grazie, buon lavoro. E noi ritorniamo alla cronaca a proposito di geopolitica, di situazioni in corso, di conflitti. Prima vi abbiamo raccontato questo attacco jihadista in Mozambico, vittima questa suora trevigiana 82enne, suor Maria De Coppi, ma c'è un altro caso del quale ci siamo occupati a lungo nei mesi scorsi, quello di Edi Mozambo Ongaro, che è il veneziano che era andato a combattere in Ucraina, si trovava nel Donbass. Facciamo il punto. Il corpo di Edi Ongaro, il 46enne di Giussago di Portogruaro, non è mai rientrato in Italia. Si era parlato di una colletta, ma poi non se n'è fatto nulla e ora la salma riposa in un cimitero del Donbass, dove il 46enne è morto combattendo tra le milizie filorusse e separatiste contro l'esercito dell'Ucraina.
Sulla tomba c'è una croce, una fotografia, dei fiori freschi portati in segno di gratitudine dalla popolazione del Donbass delle aree liberate, scrivono i suoi commilitoni. Nei giorni scorsi su quella tomba scavata nella terra di un cimitero del Donbass è arrivato anche Ignacio Ojeda, un combattente messicano che era con lui quando si è lanciato su una granata per fare da scudo ad altri miliziani in una trincea. Era il 31 marzo e Eddie Bozambo Ongaro era il primo italiano a morire in questa guerra tra Russia e Ucraina. Questo è il punto aggiornato della nostra Ilaria Marchiori. Rimaniamo nel veneziano, ma per raccontarvi una storia di tutt'altro tenore, una storia che vi stiamo raccontando da giorni, perché è la storia del cinema, sostanzialmente passato, presente e futuro, che sta sfilando sul red carpet al Lido. E per raccontarvi la mostra del cinema, come sempre collegato c'è il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Cristian, a te, ai nostri telespettatori, buongiorno. Ecco, raccontaci com'è andata ieri sera e nella giornata di ieri. Ieri è stata davvero una grande giornata, con tante presenze ancora, red carpet ricchissimi, questo premio a un'icona del cinema come Stefania Sandrelli, ma direi che visto che il festival è frenetico, in queste ore qui al Lido c'è un interrogativo che ci sta appassionando un po' tutti e fa riferimento al red carpet di cui tu parlavi giustamente prima. Questo pomeriggio nel red carpet ci sarà Brad Pitt oppure no? È un dilemma che scioglierà solo intorno alle 16:15, perché dovete sapere che a sorpresa ieri è sbarcato in laguna appunto Brad Pitt con chitarra a tracolla, abito assolutamente informale, una semplice t-shirt all'aeroporto Marco Polo di Venezia, e da qui ha raggiunto un grande albergo in laguna. Brad Pitt non era annunciato e non è nemmeno tra gli attori e tra i cast che sfileranno qui alla mostra, ma è il produttore del film The Blonde che ci sarà questa sera in concorso. Dunque è stata veramente una sorpresa incredibile, perché nessuno pensava che potesse arrivare lui, invece sappiamo che lui è a Venezia. Cosa farà questo pomeriggio? Qui ovviamente non lo sappiamo, si sta cercando di capire anche rispetto a quelli che sono i movimenti dei fotografi, dei ben informati, stiamo cercando di passare tutto al setaccio, ma ancora non si sa. E per non sbagliare, tantissima gente da questa mattina alle 8 è già in prima fila davanti alla red carpet. Immagino tra l'altro che non ci sia nemmeno bel tempo oggi, quindi i fan... o sbaglio, Lorenzo? No, per fortuna non piove, è piovuto proprio 2 gocce, non c'è la pioggia, c'è sicuramente un tempo non caldo, non bello come nei giorni scorsi, probabilmente si sente anche un po' per quelli che sono qui, insomma dall'inizio un po' di stanchezza, quindi è una giornata che è contrassegnata da un ritmo un po' più lento, ma crediamo che appunto questo silenzio possa essere la quiete prima di una tempesta positiva, nel caso in cui ovviamente arrivasse Brad Pitt. Nel caso in cui non arrivasse c'è comunque un grande cast. L'altro film importante dell'evento di oggi è un film italiano, non in concorso, quindi fuori concorso, che però arriva con un cast bellissimo, Monica Bellucci, Silvio Orlando, diretto da regista Paolo Vizzì, da un tema che tutti noi abbiamo a cuore, di cui sentiamo parlare, la siccità. Sappiamo quanto qui in Veneto e in generale in tutta Italia si è parlato in quest'estate di siccità, quindi è un titolo quasi profetico, sicuramente profetico perché è stato girato ovviamente prima di questi mesi, che racconta una Roma un po' particolare. Un cast che è comunque attesissimo e che precede domani l'ultimo dei 5 film italiani in concorso. Nel frattempo, Cristian, le giurie stanno già cominciando
a tirare un po' le fila. Insomma, domani si comincia a intravedere il gran finale. Senti, esatto. Lorenzo, io sono certo che se arriva Brad Pitt sul red carpet tu riuscirai a bloccarlo, intervistarlo, come fai praticamente con tutti. Questo non lo so. E vediamo, però io sono molto fiducioso, anche perché ecco, l'ultima tua preda, chiamiamola così, è veramente importante, nel senso che hai strappato l'ennesima intervista in esclusiva, di fatto adesso la sentiamo, a una grande del cinema italiano. Chi? Una grandissima Stefania Sandrelli, che appunto è stata qui a Venezia per il premio Bianchi, che è uno dei premi collaterali più importanti dal sindacato per la critica dei giornalisti cinematografici. Stefania Sandrelli, già Leone d'Oro alla carriera nel 2005 a Venezia, e Stefania Sandrelli non è solo quel premio Bianchi, un premio così a un'icona, ma è un premio perché è protagonista qui alla mostra di quest'anno di un film che ha la particolarità di essere un'opera prima, per cui una grande attrice come Stefania Sandrelli non ha resinato, non si è tirato indietro dietro una grande sfida, cioè quella di recitare in un'opera prima, quindi un gesto che ha colpito un po' tutti. Ha ricevuto questo premio meritatissimo, e se sei d'accordo vediamo quello che ci ha detto. Tra l'altro voglio sottolineare una persona di una grandissima generosità, disponibilità, simpatia, veramente accolto nel segno, per cui se sei d'accordo assolutamente, e se non hai domande la sentiamo, saluto te e i nostri telespettatori. Grazie Lorenzo, parola quindi a Stefania Sandrelli. Stefania Sandrelli, un grande premio oggi importante qui a Venezia, la critica cinematografica. Quali sono le sue sensazioni qui oggi di aver ritrovato tanta gente che la adora? Sì, devo dire di grande vitalità, mi ha dato un sostegno incredibile. Mi ha dato un sostegno incredibile perché il mio secondo film da protagonista a tutto tondo. Ci sarà un motivo, visto che io sono così istintiva, no? Io la conoscevo bene, e questo film a tutto tondo. E quindi ci sarà un motivo, insomma, la storia di una donna che ha operato una scelta coraggiosa, e quindi mi ha, come dire, interessato particolarmente. Tu non l'hai visto? Sì, l'ho visto. Ah, l'hai visto? Che ne pensi? È stata una scelta anche un po' originale, così intelligente, di voler vedere questa figura a 360 gradi. Anche, sì, grazie. Ma poi anche, insomma, facciamo anche qualche cosa per noi, per i nostri diritti, no? Sono 40 anni che, voglio dire, poi cioè, no, adesso non entriamo in meandri. Come vede la situazione del cinema italiano? La situazione del cinema italiano è grave. E lo dice una che adora andare al cinema, perché io quando vado a vedere un bel film li scelgo con molta accuratezza, e quando vado a vedere un film che mi piace esco volando. L'ultimo film che ho visto è stato The Father al Quattro Fontane, ancora me lo ricordo, e quindi 2 anni fa, forse anche di più. Ieri ho visto i film di Amelio, che mi è piaciuto molto molto molto. E ecco, quindi per me il cinema è una cosa speciale, fa parte della mia vita, ed è veramente adesso è diventato quello che volevo fare. Io volevo fare la ballerina, la coreografa, ma poi sono diventata un po' formosa, e allora probabilmente era, come dire, era inopportuno, no? Insomma, dove le nascondevo tutta sta roba. Lei ha fatto anche molti film impegnati. Sì, perché il cinema trasmette, c'è posto per tutti. Il cinema è bello perché è generoso, ognuno può interpretare un ruolo, no? C'è posto per tutti. Però è molto importante rendersi istintivamente, io lo faccio istintivamente, responsabili. Perché istintivamente, perché c'è talento.
perché bisogna avere il talento però. Grazie, e vinco che lei me lo aggiudica. Ma insomma me lo aggiudico anch'io perché ci metto veramente tanta passione. Tanta passione, le dedico tanto tempo, gli dedico tanto tempo e tanto amore e tanta vita. Così la grande Stefania Sandrelli, intervistata dal nostro Lorenzo Maier. Noi ritorniamo sugli aggiornamenti del maltempo in corso in tutto il Veneto. Avete visto prima le immagini che arrivano dal lago di Garda, quella tromba d'aria che fortunatamente si è scaricata in acqua. Qui siamo a Casier, le immagini sono della nostra Erinda Chitezza, che ci racconterà di una mattinata un po' complicata. Ci sono stati diversi alberi abbattuti in zona, ma per tutti gli aggiornamenti, ci sono ancora davvero tanti ospiti, ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Rientriamo di nuovo in diretta per raccontarvi il nostro nord-est in questo giovedì 8 settembre. Leitmotiv non potrebbe essere altrimenti il caro energia, il caro bolletta, perché insomma lo vediamo tutti, le bollette che stanno arrivando sono insostenibili, sono al di là di ogni immaginazione, quindi non possiamo non parlare di questo. Fra poco tra l'altro ci collegheremo anche con il ministro Federico D'Incà, che ci darà tutti gli aggiornamenti dal fronte dell'esecutivo. Qui in studio con me intanto è arrivato Luca Lucchetta. Buongiorno Lucchetta, che è direttore tecnico dello Stile Libero di Preganziol, piscine con palestre e quant'altro. Sapete, lo raccontiamo spesso, il disagio che vivono queste strutture colpite profondamente dalla pandemia e che oggi si trovano a dover fare i conti con questa situazione. Però vedo che il ministro Federico D'Incà è già collegato. Se mi sente ministro, io partirei subito da lei per tutti gli aggiornamenti del caso. Quindi buongiorno innanzitutto ministro. Buongiorno a voi, vi sento perfettamente, grazie per l'invito. Allora, ieri ministro D'Incà, Ursula von der Leyen ha di fatto annunciato il piano in 5 mosse della Commissione, che domani sarà illustrato ai ministri europei dell'energia. Siamo sulla strada giusta e soprattutto cosa si appresta a fare il governo? In ballo c'è un altro decreto aiuti, ci dica. Beh, intanto sì, stiamo affrontando probabilmente il momento più difficile dal dopoguerra, l'ennesimo momento più difficile direte voi, ma chiaramente questi ultimi anni sono stati veramente molto complicati per la nostra vita. Prima la pandemia, dopo il ritorno, la vaccinazione, l'Afghanistan, la guerra tra Ucraina e Russia e di conseguenza in questo momento molto difficile sul tema energetico, che provoca un'inflazione rilevante, molto rilevante, che non si vedeva dagli anni 70 nel nostro paese. Quindi io, che sono del 76, l'ho appena toccata, e mentre molte persone che ci ascoltano l'hanno vissuta sulla loro pelle, che deprime, diciamo, il potere di acquisto, di retribuzione e di compensi che i cittadini possono spendere per fare i normali acquisti per la vita quotidiana. Il costo delle bollette è elevatissimo, siamo intervenuti nell'ultimo periodo con oltre 50 miliardi di euro nell'ultimo anno, dopo la legge di bilancio. Nell'ultimo decreto che è in conversione, l'aiuti 2, abbiamo 17 miliardi di euro che in parte avete già utilizzato molte persone per poter avere i 200 euro come credito d'imposta. Siamo in un momento in cui stiamo prevedendo di poter fare un ulteriore intervento per riuscire a dare ancora ulteriori risorse prima che questo governo finisca, diciamo, il suo percorso, che appunto terminerà probabilmente dopo le elezioni del 25 settembre, nelle settimane successive. Quindi fino all'ultimo stiamo lavorando per cercare di dare il massimo sostegno a famiglie, a imprese, alla nostra comunità. Detto questo, c'è in previsione anche... Sì. Di quanto stiamo parlando? L'ammontare di questo decreto, c'è già una cifra, si parlava di 10 miliardi, che cosa ci può dire?
E soprattutto la tempistica. Oggi pomeriggio attraverso un CDM in cui verrà specificato la cifra corrente esatta, dovrebbe essere una cifra appunto che lei ha appena indicato nelle sue parole, però è giusto che aspettiamo ancora qualche ora per essere puntualmente precisi e non in qualche maniera dare cifre che possono non essere corrette o indurre le persone a delle riflessioni sbagliate. Quindi questo è il percorso che stiamo facendo, che insomma è in linea con questo governo che ha sempre cercato di non rincorrere la notizia giornaliera, ma cercare di fare il bene degli italiani sul lungo periodo. Ecco, una delle richieste più forti del suo governo, del governo Draghi, è quella del price cap. A quanto pare ci siamo a livello europeo. È così? Lei si fida delle parole di Ursula von der Leyen, ma soprattutto si fida dei paesi che fino a poco tempo fa non erano favorevoli a questa misura? Guardate, io mi fido del Presidente Draghi, mi fido di Roberto Cingolani come Ministro per l'Energia e l'Ambiente. Credo che stiano lavorando al meglio con continui confronti a livello europeo attraverso comunicazioni dirette sia con la Commissione, dove chiaramente tutti hanno bene in mente le problematiche che tutti i paesi europei vivono, in particolare in questo momento chiaramente più il paese era dipendente energicamente dalla Russia, più è in sofferenza in questo momento, quindi chiaramente anche la Germania è in particolare sofferenza. Dobbiamo riuscire a fare forza comune e superare dei colli di bottiglia di alcuni paesi che invece in qualche maniera, probabilmente avendo anche le borse dell'energia, cercano di in qualche maniera trovare conclusioni diverse. Il nostro compito è riuscire ad arrivare ad un price cap, che vuol dire un tetto massimo diciamo, al prezzo diciamo, del gas, che oggi è l'idrocarburo che maggiormente si utilizza per la produzione di energia elettrica, e poi per il nostro paese soprattutto, come voi sapete, abbiamo raggiunto un livello di stoccaggio che sta per arrivare all'83%, quindi siamo molto molto elevati. Abbiamo fortunatamente delle condutture che ci portano verso l'Azerbaigian, verso la Libia, verso l'Algeria, che ci permettono di aumentare il flusso di metano in queste tubature, e poi abbiamo 2 rigassificatori importanti. Stiamo prevedendo di poterne fare un altro entro marzo 2023, così da poter arrivare veramente a ridurre enormemente i possibili diciamo, richieste nei confronti dei cittadini di diminuzione della temperatura o di inizio del riscaldamento nelle case spostato di qualche giornata. Quindi stiamo facendo un lavoro straordinario che sarà un'importantissima eredità per chi verrà dopo. A proposito, il piano Cingolani, lei ha fatto riferimento al piano Cingolani. In queste ore l'Enea, l'Agenzia per l'Energia italiana, ha stimato in 600 euro il risparmio annuo per chi applicherà le misure di contenimento di buon senso contenute in questo piano varato dal governo. Secondo lei gli italiani, i veneti sono pronti, lo faranno? Io credo che gli italiani faranno anche meglio di quello che abbiamo indicato noi. Io vedo famiglie che hanno sempre fatto del risparmio privato una fonte molto importante, sapranno che questo inverno qua è un inverno particolarmente complesso sotto il profilo energetico. Riusciranno non soltanto a comprendere le misure che cercheremo di mettere in atto, ma dall'altra parte sapranno addirittura fare meglio, secondo me, e cercare di risparmiare ancora di più sprechi energetici. Poi è chiaro che il momento è molto molto complicato, è un inverno difficile che ci apprestiamo a poter affrontare, ma sono sicuro che con la forza della nostra unità nazionale e con la forza dei nostri cittadini, insieme alla politica, che mi auguro che dopo le elezioni possa fare un passo in avanti nei confronti di una visione comune nei confronti del futuro, si possa cercare di raggiungere il più alto grado di resistenza alle problematiche internazionali, dove chiaramente in questo momento la guerra tra Russia ed Ucraina provoca quelle difficoltà enormi a tutta l'Europa. Però insomma è anche un momento nella crisi c'è anche l'opportunità, e l'opportunità è passare velocemente alle energie rinnovabili, l'opportunità è affrontare diciamo, una differenziazione degli approvvigionamenti energetici per il nostro paese. Lo si fa stringendo i denti ora, ma riuscendo sicuramente ad ottenere un ottimo risultato per quelli che sono gli anni a venire, soprattutto per le future generazioni, anche in virtù di questo cambiamento
climatico che tutti quanti vediamo. Senta, Ministro D'Incà, qui con me, forse lo ha già visto, c'è un operatore delle piscine, Lucchetta. Lei spesso si è occupato di impiantistica sportiva, recentemente è stato anche a Zero Branco, quindi interventi sulle strutture. Mondo delle piscine che è in difficoltà. In collegamento, se non sbaglio, e fra poco lo sentiremo, c'è anche Matteo Ribon, che è direttore della CNA del Veneto. Anche oggi dal mondo dell'artigianato sono arrivati dati preoccupanti. E lei che cosa si sente di dire al cuore vivo dell'impresa veneta? Dicevamo, questo decreto che arriva sul tavolo del governo che sarà impegnato fino all'ultimo minuto. Quale sarà il meccanismo prescelto? Quello per aiutare le imprese, quello del credito d'imposta, contributi a fondo perduto, che cosa? Guardate, numero intanto, se dovessimo arrivare a interventi per 60 miliardi di euro senza mettere in difficoltà il nostro paese sotto il profilo del debito, in questo momento abbiamo fatto qualcosa di straordinario come paese. Chiaramente questo è un momento storico difficilissimo. Io incontro aziende, persone, mi fanno vedere le bollette ogni giorno e penso che la persona che è in studio sicuramente avrà avuto un aumento del costo di riscaldamento delle piscine che non ha pari nel passato. Probabilmente avrà superato penso 4 o 5 volte tanto rispetto a quello che spendeva nel 2021. Ecco, Ministro, chiediamoglielo direttamente a lui, Lucchetta. Sì. Di quanto parliamo? Stiamo parlando di 3 volte e mezzo, 4 volte, dipende dall'elettricità o dal gas. La cosa è che ogni mese è una sorpresa, diventa sempre più amara l'apertura della bolletta ed è sempre più un'incognita la tariffa che ti viene applicata. E voi adesso, ecco, un esempio proprio concreto in termini assoluti, l'ultima bolletta? I 2 esempi più concreti per capire la situazione è che a luglio noi solo di elettricità abbiamo speso 18.000 euro, confronto i 6.000 euro di un anno standard, tenendo conto però che abbiamo consumato qualche kilowatt in meno perché stiamo attuando qualsiasi stratagemma per risparmiare qualcosa. Dall'altra parte, con la bolletta di luglio abbiamo già raggiunto la somma massima che si spende in una stagione intera. Quindi noi in 7 mesi abbiamo speso già quello che di solito spendiamo in 12 mesi. Certo. Quindi siete già oltre il livello di sostenibilità. Ecco, Ministro, volevo partire proprio da un esempio concreto. Prego, lei stava dicendo una cosa molto importante riferita alle imprese. Questo è, una situazione che colpisce tutti. Questo è il problema del nostro paese in questo momento. Personalmente aggiungo che credo bisognasse proseguire con il governo Draghi, che aveva la giusta autorevolezza a livello internazionale per dare una copertura più forte al nostro paese, e che bisognerà in qualche maniera lavorare nei prossimi mesi per non vedere il nostro paese in gravissima difficoltà. Con questo governo abbiamo, a mio parere, oltre a dato delle risorse importanti mai viste prima, ma non ancora sufficienti, abbiamo guardato verso il futuro, e io credo che questi mesi, che da qui al marzo dell'anno prossimo sono i mesi più impegnativi in assoluto, colpiranno pesantemente le nostre famiglie, le nostre imprese. Bisognerà sicuramente intervenire in legge di bilancio cercando di aiutare ancora di più con risorse aggiuntive, visto che c'è stato un buon anno sotto il profilo turistico quest'anno, quindi gli introiti ci sono stati in parte, bisogna rimetterli in campo immediatamente. Occorre fare politiche comuni europee anche nella gestione di possibili scostamenti di bilancio, possibili interventi qualcuno parla di PNR dell'energia, temi diversi. Occorre cercare di far sì che l'Europa, come nel tema della pandemia, lavori insieme sul tema energetico, cercando l'autonomia energetica o differenziando in maniera strategica l'energia di tutti quanti i paesi, altrimenti noi saremo sempre in balia di paesi dove non c'è uno Stato democratico come il nostro, ma invece vi sono governi che
sono in mano a singoli individui e possono decidere domani mattina l'invasione di altri paesi, provocando danni enormi non soltanto al nostro paese, a tutta l'Europa, a tutto il mondo. Questo è il nostro compito. Per fare questo occorre essere molto molto uniti in questo momento e cercare di trovare soluzioni condivise. Il problema energetico è questo CDM delle ore 15 al centro della nostra attenzione, lo sarà nelle prossime giornate. Vi dico soltanto una cosa, che mai in tutti i 70 anni della Repubblica del nostro paese, dal 48 oggi, mai si è visto un governo che lavorava per gli affari correnti, così chiamiamoli, ma affari correnti vuol dire intervenire in questa maniera con decreti legge fino praticamente all'ultimo giorno prima delle elezioni. Noi stiamo facendo tutto il possibile perché le problematiche sono di tutti quanti i giorni e le conosciamo e cerchiamo di intervenire con la programmazione prima di tutto e con interventi che possono aiutare aziende e famiglie e anche amministrazioni locali a superare questo momento così difficile. E a proposito di amministrazioni locali, fra poco ci collegheremo anche con Padova. Ultimissima battuta, Ministro, non c'entra nulla forse con quello di cui stiamo parlando, però insomma è importante ribadirlo. Lei è un ministro bellunese, è stato il ministro bellunese di riferimento in questa legislatura e Belluno domenica ha vissuto una grande emozione in piazza San Pietro con la beatificazione di Papa Luciani. Ecco, le chiedo, lei era presente, quali sono state le sue emozioni da rappresentante delle istituzioni ma soprattutto da rappresentante del territorio, da bellunese? Guardate, io sono particolarmente legato a Papa Luciani, avendo fatto un viaggio di pellegrinaggio durante il Giubileo. Siamo partiti da Canale d'Agordo, siamo arrivati in piazza Roma con 36 cavalli, un momento bellissimo con 300 persone che hanno viaggiato lungo questo lungo percorso. E quindi sapere che noi veneti, in particolare il bellunese con Canale d'Agordo, ha avuto la fortuna di avere questo Papa che ha avuto un pontificato molto breve ma intensissimo, dà lustro a tutte quante le nostre comunità. L'emozione è stata altissima quando hanno appunto alzato quel velo che copriva il viso felice di Papa Giovanni Paolo I, è stato veramente un momento di grandissima gioia. Devo dire che ho visto, seppur nella sofferenza di questo momento dovuto ai dolori che sta provando Papa Francesco, ho visto un Papa particolarmente emozionato durante la beatificazione, come tutti quanti noi. Ho visto anche un messaggio importante rispetto, credo, a tutte le persone, in particolare alla politica oggi, in cui non deve vincere la propaganda e anche il protagonismo fine a se stesso personale nella politica e nella vita quotidiana. Questo probabilmente è legato molto anche ai social network, ma deve essere chi si appresta alla vita pubblica, e io spero di aver dato insomma il mio contributo in questo senso. Tutti si devono confrontare per il bene degli altri, mentendo l'immagine in questo caso del paese, ma insomma le difficoltà del paese, delle proprie comunità al centro, e non la propria singola persona esclusivamente per avere qualche passo in più o magari poter avere del potere in più. Il potere è al servizio del cittadino, non è il fine del singolo politico. Penso che sia l'insegnamento più grande di quella giornata così difficile e complessa, e poi insomma il sorriso, l'umiltà di Papa Luciani, le storie che ognuno aveva collegate alla sua vita precedente al pontificato ci lega ancora di più a questa figura, che è una figura di grandissima umiltà e di grande sorriso nei confronti delle persone verso il futuro, e spero che insomma pur nelle difficoltà che vivremo nei prossimi mesi sapremo mantenerci legati e uniti come ha fatto Papa Luciani in vita. Ministro D'Incà, grazie davvero, so che deve scappare. Sì. Si prende un impegno con me. Finita, diciamo così, la legislatura, viene in studio e parliamo, facciamo un po', usciamo un po' dai toni istituzionali e ripercorriamo questi anni. Se volete, anche altri mi hanno chiesto di commentare la politica in futuro, di quello che succederà. Allora vi aiuterò anche a commentare e a guardare con occhi diversi la politica. Allora mi auguro che sempre di più tanti giovani veneti si possano avvicinare alla politica, crescendo nelle istituzioni e avendo insomma in mente quanto è importante la democrazia. Quando si ha una democrazia forte in un paese con tanta partecipazione, in particolare dei giovani, sicuramente non ci sono guerre, e se ci sono delle difficoltà a livello mondiale si possono trovare soluzioni. Grazie Ministro D'Incà, buon lavoro, a presto. Allora,
Abbiamo un po' scombussolato la scaletta, ma era giusto perché ci sono state date delle comunicazioni importanti. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio si porta un malloppo, importante per le imprese. Lucchetta, queste parole del Ministro D'Incà la rassicurano? Da una parte sì, dall'altra è importante la tempestività, perché la liquidità delle aziende, penso soprattutto a quelle sportive, è limitata, quindi oltre al discorso di sostenere in assoluto questi rincari c'è anche la problematica della tempistica e dei pagamenti, della liquidità da qui a dicembre. Adesso arriva anche il periodo più freddo, quindi registreremo ancora un aumento dei consumi e un aumento degli importi da pagare. È veramente una situazione amara perché si stanno avvicinando di nuovo un sacco di persone dopo gli anni di pandemia, dopo questi anni di difficoltà dove tante persone o prima per la chiusura degli impianti o poi per problematiche personali non hanno potuto frequentare, ora si stanno riavvicinando tutti quanti e in più nuove persone, segno che il lavoro fatto in questi anni da tutti gli impianti sportivi per assicurare l'attività in sicurezza sta dando i suoi frutti. La problematica è che adesso con questi importi bisognerà cominciare a pensare per rimanere a galla ad altri interventi. Si può risparmiare, però ormai risparmiare senza andare ad erodere alla qualità del servizio diventa problematico. Abbiamo già tirato tutto fino all'osso. Abbiamo degli standard sanitari alti da mantenere, abbiamo delle temperature da mantenere per riuscire a gestire al meglio e offrire degli standard qualitativi adeguati. L'altra soluzione è aumentare le tariffe, però quando si aumentano le tariffe poi si va ancora di più ad aggravare la situazione delle famiglie. Quindi è una situazione... Diciamo si va a innescare un circuito assolutamente vizioso da questo punto di vista. Matteo Ribon, direttore della CNA del Veneto, buongiorno di nuovo. Io so che lei ha degli esempi molto concreti da darci, perché poi per tutta l'estate abbiamo parlato di allarme, di allerta, c'erano delle avvisaglie, c'erano già delle prime bollette, ma poi il disagio, il dramma, chiamiamolo per quello che è, di tanti imprenditori si è registrato al rientro dalle ferie. Sì, buongiorno a lei. Segnali che ci arrivano dalle imprese sono in linea anche con quello che è stato evidenziato. Io direi che vale la pena concentrarsi sul fatto che la problematica è indistinta e intersettoriale. Se vogliamo fare 3 esempi, i numeri molto elevati che vanno almeno tra le 3 e le 4 volte l'aumento della bolletta rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti riguardano dai panifici alle pasticcerie, che sono i primi contesti anche che sono stati evidenziati anche nell'ambito della relazione del commercio, a tutto il mondo della manifattura, dove le imprese meccaniche, in particolar modo le imprese del settore legno, hanno avuto degli incrementi che a volte superano anche le 4 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, anche perché c'era una dinamica produttiva leggermente frenata da una situazione pandemica in qualche maniera diversa dell'anno scorso. Ma questo colpisce anche il mondo dei servizi, che sembrano distanti dalle dinamiche appunto energivore, e invece sono particolarmente esposti anche, per dire, i contesti anche del mondo dell'informatica, che hanno da mantenere il presidio su server o su strutture di supporto ai sistemi digitali. Questi esempi ci danno un po' il quadro di una situazione che abbiamo detto diffusa. C'è un dato che vi voglio portare che ci fa capire cosa è successo negli ultimi anni, per cui è bene che il Ministro solleciti l'arrivo di questo price cap.
Nell'agosto del 2020 il gas era 8,22 euro al chilo e oggi siamo arrivati a un importo di 232,66, quindi abbiamo avuto un aumento del 2731%. L'energia elettrica è un pochino meglio, ma non tanto meglio, perché da 40,32 al kilowatt è andata a finire a 532,15, quindi con un aumento del 1247%. Sono numeri spaventosi, quindi evidenziano anche un'azione speculativa che deve essere stoppata. Il Ministro faceva riferimento alle annate che sono state particolarmente importanti della crisi energetica, ma abbiamo imparato poco da questo, perché il giorno dopo abbiamo ricominciato ad usare le stesse modalità, anche se si trattava di una diversa crisi energetica. Quello che sicuramente dovremmo fare è ragionare su una diversificazione delle fonti e anche una diversificazione dei fornitori. Questi due elementi sono due elementi centrali. Il terzo punto è quello di ragionare sempre di più in un'ottica strutturale. Mi pare che le premesse siano ancora distanti. Non abbiamo ancora parlato di come pensiamo di ragionare in termini di autoconsumo nell'ambito energetico fino in fondo e di come una parte di queste risorse del PNRR e di quelle che potrebbero essere centrate dal punto di vista europeo nel contesto sempre dell'energia possono essere investite per un'azione strutturale che riguarda le tematiche del gas e riguarda anche le tematiche dell'energia elettrica. Se non facciamo questo, probabilmente il problema lo spostiamo leggermente avanti, ma ritornerà. Questa è la vostra proposta. Senta, Ribona, le piace il piano Cingolani che prevede il termostato a 19 gradi nelle abitazioni private, a 17 nelle fabbriche industriali e artigianali? Sono misure troppo timide, ma ha sentito l'umore degli associati alla CNA? Che cosa si dice? Ma guardi, su questo noi abbiamo fatto una richiesta esplicita, mi pare che sia stata accolta. Il piano di razionamento va condiviso con il sistema delle imprese, perché non possiamo usare un criterio trasversale univoco per tutti, perché siamo diversi dalla Germania. Abbiamo un sistema dove non esiste la modalità congiunta d'azione e basta solo comunicarla e tutti si adeguano, ma abbiamo una modalità che va in qualche maniera gestita con un consenso più ampio, anche perché il paese è lungo e ha delle caratteristiche molto diverse. Quindi mi va bene il ragionamento sullo sforzo del razionamento, ma va accompagnato da una condivisione con il sistema delle imprese, perché questo tema del termostato abbassato può essere molto interessante negli uffici pubblici, perché comunque magari ha un'impostazione comune. Nel campo delle imprese non vale la stessa cosa da una parrucchiera piuttosto che un'azienda meccanica, piuttosto che un panificio, che erano tre esempi che facevo prima. Certo. Hanno dei criteri e delle modalità di gestione diverse. Io piuttosto direi che sarebbe bene incentivare le imprese in questa fase ad una diagnosi energetica per capire dove ci sono i consumi e i sistemi in quali si può ragionare anche un efficientamento e un razionamento, e noi siamo disponibili a confrontare questi dati con un piano. Quindi lei chiede di fatto un approccio più personalizzato, ecco, mi passi il termine. O settorializzato, per capire le differenze anche geografiche e settoriali che sono importanti. Lucchetta, per le piscine? Sì, non posso che essere d'accordo con questa analisi. Se facciamo l'esempio, aggiungo ai tre esempi un altro, il nostro, noi l'acqua dobbiamo tenerla a 27 gradi, 28 gradi per legge, proprio per rispettare i termini sanitari. Di conseguenza l'aria va coordinata con la temperatura dell'acqua e non possiamo discostarci di più di 2 gradi. Quindi naturalmente questo intervento qua l'abbiamo sempre fatto negli anni,
senza andare a temperature più alte che poi non sono nemmeno favorevoli all'attività, ma sotto non possiamo andare, quindi i nostri termini, i margini di risparmio su questa cosa qua sono pari a zero. Stessa cosa per quando l'elettricità che serve per il trattamento dell'acqua e dell'aria, non possiamo spegnere le macchine perché altrimenti poi sorgono le problematiche di natura sanitaria e quindi anche peggiori. I nostri margini sul risparmio sono limitati. Dall'altra parte invece sulla diversificazione della produzione dell'energia ci sarebbe più margine, però per un motivo o per l'altro gran parte degli impianti sono sempre stati esclusi dalla possibilità di accedere a fondi di finanziamento o fondi a fondo perduto per pannelli solari o altre forme di efficientamento quindi energetico. Diciamo che nel recente passato non ci sono state grandi agevolazioni da questo punto di vista. Non siamo riusciti, non c'era nulla che si poteva sfruttare nei nostri impianti. Allora, io adesso vi mostro, poi ritorniamo subito sul tema, ma come sapete la cronaca incombe. Questo video dell'ANSA.it, abbiamo aperto questa prima edizione con la tromba d'aria che si è registrata sul Garda. Eccola. Queste sono le immagini sostanzialmente che sono state girate con il telefonino da una persona che si trovavano per l'appunto in zona. Lasciamo il sonoro, grazie alla regia. Ecco, questa è l'immagine a proposito di cambiamenti climatici, rivediamola. Mamma! Fortunatamente ecco, vi posso dire che non ci sono persone ferite. Nel titolo vedete verifiche in corso, però per l'appunto sembra scongiurato qualsiasi interessamento. Tra l'altro vi mostro anche queste immagini che arrivano. Queste sono le immagini del nubifragio che questa mattina ha interessato Treviso. Qui siamo sul terraglio, c'è stata anche una piccola grandinata, niente di che, poi è ripresa a metà mattina ci sono stati degli interventi anche dei vigili del fuoco nella zona di Casier. Sul posto tra l'altro per noi c'è Erinda Chitezza, ma vi mostro anche queste immagini che sono più significative, che arrivano da Trieste, perché c'è stato un vero e proprio nubifragio. Eccolo, queste le immagini che arrivano dalla nostra redazione di Tele4, dai nostri colleghi. Vedete, città completamente allagata, poi ormai davvero basta poco, ci troviamo di fronte a fenomeni sempre più violenti e poi succede questo. Insomma, ecco, abbiamo ancora altre immagini, grazie sempre alla regia per la tempestività. Eccola, qui Piazza Unità d'Italia, vedete come è ridotta. Quindi interventi anche nel Friuli Venezia Giulia, ma vi terremo aggiornati anche da questo punto di vista in questa estate che sta avvolgendo al termine, ma che Lucchetta ci ha riservato sempre troppe sorprese, mi verrebbe da dire. Sì, di continuo sono ormai 2 anni e mezzo che c'è sempre una sorpresa, qualcosa di nuovo che mette in crisi, che ci costringe a cambiare la programmazione, i piani e a trovare qualche intervento per riuscire a rimanere in piedi. Perché Ribon è tutto collegato, no? Stiamo parlando di risparmio energetico, di gas che manca, di cambiamenti climatici. Insomma, fino a qualche tempo fa anche il termine transizione green sembrava quasi un termine di moda, ma di moda non c'è proprio nulla, Ribon. È l'urgenza. No, tra l'altro parliamo di transizione, quindi il tema è capire come lavoriamo su questo passaggio evolutivo.
Abbiamo portato a casa un'opportunità che è quella che riguarda il PNRR. Un po' nelle ultime settimane, nell'ultima parte del mese, ci siamo un po' dimenticati del grande impegno e della grande opportunità che è arrivata con questa azione. E bisognerebbe utilizzare questa occasione anche per intervenire su quello che abbiamo visto prima. Cioè, esistono gli avvenimenti climatici, sono avvenimenti che in qualche maniera succedono periodicamente, quindi dobbiamo anche pensare che ci sia un'azione da mettere in campo sia per la gestione idrica, sia per il contenimento e la manutenzione dei sistemi diciamo del territorio, di analisi del territorio, e quello che dicevamo prima anche per la transizione energetica. Vogliamo mettere in campo queste azioni. Noi abbiamo fatto ad esempio una proposta sulla parte energetica dicendo possiamo mettere, e prima faceva riferimento anche l'imprenditore del mondo del settore delle piscine, e possiamo mettere dei pannelli fotovoltaici per l'autoconsumo in tutti i capannoni industriali e in tutti gli spazi possibili e immaginabili dove è fattibile, ok? Autoconsumo come un'azione propositiva, per cui è uno degli elementi che potrebbe aiutare anche a dirigerci verso un cambiamento di impostazione. Certo. Dobbiamo lavorare con le risorse, o quelle che arriveranno o quelle che abbiamo già in prestito, perché buona parte di questi soldi sono in prestito. Allora, questi sono i problemi del mondo delle imprese. Tra l'altro Confartigianato questa mattina ha diffuso l'ennesimo report, dice a rischio 881.000 PMI, quindi piccole e medie imprese, 3,5-3 milioni e mezzo di posti di lavoro in ballo. Un'ecatombe, così la definisce il report appunto della Confartigianato. L'impatto sempre più vasto e pesante della folle corsa dei prezzi di gas ed elettricità sulle aziende di 43 settori porta appunto a questa fotografia, a scattare questa fotografia. A rischio quindi c'è il 20% dell'occupazione del sistema imprenditoriale italiano. Messi così sono numeri che fanno assolutamente paura. Lei condivide questa fotografia dei suoi colleghi della Confartigianato, Ribon? 10 secondi, poi andiamo a Padova perché ho un collegamento in linea. Guardi, la tendenza alla situazione difficile è simile, perché comunque il tessuto produttivo è questo. Quello che dobbiamo ragionare è le proposte, perché altrimenti la fotografia ci rattrista e ci mette in allarme. Credo che anche la politica almeno senta questo grido, anche in questa modalità elettorale possa sentire questo grido di tensione. Il tema è cosa mettiamo in campo, certo, sia dal punto di vista delle proposte economiche e di breve e di medio periodo, e anche nel coinvolgimento, come dicevamo prima, delle famiglie e delle imprese in un ragionamento di impostazione diversa. Torniamo al discorso di prima, assolutamente. Lucchetta, questa è la fotografia, dicevamo, la prospettiva della Confartigianato. Le faccio una domanda molto diretta. C'è il rischio di chiusura della sua piscina e delle piscine in generale? Alcune lo hanno già fatto, hanno chiuso degli impianti, parte degli impianti. C'è il rischio. Allora, già avvenuto, come hai detto, di tanti impianti che hanno già chiuso. C'è il rischio di riduzione dei servizi. Bisognerà probabilmente in prossimo futuro scegliere i servizi con più margine, che possono mantenere in piedi la struttura, e tralasciare i servizi dove sono proprio servizi alla cittadinanza. E quindi bisognerà un po' alla volta, si andrà purtroppo verso una cernita delle azioni di lavoro per riuscire a sopravvivere. Quindi diciamo, se non si fa qualcosa, se non cambia qualcosa, la prospettiva. Se non si fa qualcosa, bisognerà o aumentare le tariffe o diminuire i servizi, o qualcuno che proprio non ha la possibilità di fare nessuna di queste due scelte chiuderà.
Andiamo a Padova dove c'è la nostra Chiara Gaiani, perché vi abbiamo detto le difficoltà, vi abbiamo raccontato, vi stiamo raccontando le difficoltà delle famiglie, le difficoltà delle imprese, ma a essere in ambasce anche il mondo pubblico, sono anche gli enti locali. Buongiorno Chiara Gaiani. Buongiorno, siamo davanti a una delle due sedi della provincia di Padova. L'incontro poi si terrà invece in centro a Palazzo Santo Stefano con il vicepresidente vicario della provincia di Padova, Vincenzo Gottardo, che ringraziamo. Questo pomeriggio alle 15 37 dirigenti scolastici, è la prima volta che c'è un incontro di questo tipo, si riuniranno per parlare di un tema legato al caro energia e che si riflette ovviamente anche sugli istituti scolastici. Ricordiamo che la provincia ha competenza sugli istituti scolastici, sulle scuole secondarie di secondo grado. Quante ce ne sono in provincia, Presidente? Innanzitutto con molto piacere oggi ricevo insieme al collega con la delega alla scuola Alessandro Bisatto, ricevo i 37 dirigenti scolastici della provincia di Padova, innanzitutto per augurare loro buon lavoro, per ringraziarli per il lavoro prezioso fatto in questi anni di pandemia nelle scuole e per affrontare i temi del nuovo anno scolastico. Sono 37 dirigenti che gestiscono 64 plessi per un totale di circa 37.000 studenti afferenti alle scuole superiori della provincia di Padova, quindi numeri importanti, numeri che impongono sicuramente delle riflessioni sul tema di questo periodo, di questi giorni, che è il caro bollette. E io oggi mi rivolgerò ai dirigenti dicendo loro che sicuramente il tema del caro bolletta è un tema che la provincia deve affrontare, perché ovviamente i costi e i bilanci sono essenziali, ma in tema di formazione, scuola e soprattutto giovani, insomma mi piacerebbe aprire il dibattito anche affrontando il tema della settimana corta, non soltanto impostandolo, improntandolo sull'importanza di risparmiare il riscaldamento per un giorno alla settimana, ma vedremo quali sono i benefici della settimana corta sugli studenti. Personalmente sono fautore di un grandissimo progetto partito 10 anni fa in una scuola di periferia, in una scuola secondaria di primo grado di periferia di Campodoro, dove ero allora amministratore. E proposi la settimana corta quando ancora la settimana corta non si sapeva cos'era. Iniziativa al primo impatto accolta con molta reticenza da parte dei più, e dopo, a distanza di tempo, quella scuola diventò fiore all'occhiello della formazione del territorio, anche per la caratteristica di essere una scuola con la settimana corta, e quindi donando ai giovani e agli studenti i benefici che la settimana corta può apportare in termini appunto di formazione e di apprendimento. Ecco, una delle obiezioni però che mi sento di fare, insomma, è che in realtà ho condiviso anche ieri con l'assessore Piva, che ci ha detto che ha incontrato i dirigenti scolastici di Padova e che ha ricevuto dei no da chi ha in questo momento la settimana sui 6 giorni, il fatto che siamo all'8 settembre e la scuola inizia il 12. Questo sarà un tema molto importante che oggi vedremo di affrontare insieme ai dirigenti, perché, e qui allora ci spostiamo sul tema del risparmio energetico. Il tema del risparmio sulle bollette è un problema che deve riguardarci tutti, perché è una sensibilità che tutti dobbiamo avere, e quindi sì, ahimè, è vero, lo abbiamo affrontato, magari lo si poteva affrontare a giugno, ma probabilmente a giugno non sarebbero cambiate tante cose nella pianificazione del nuovo calendario scolastico per il nuovo anno. Vediamo insieme ai presidi cosa si può fare. Il risparmio stimato è di circa oscilla tra le 400 e 500 mila euro di caro bollette per la provincia, per cui non stiamo parlando sicuramente di cifre astronomiche, ma stiamo parlando di cifre che sono soldi pubblici, e per cui mi piace affrontare questo tema non solo come amministrazione comunale, quindi io insieme
ai consiglieri provinciali, ma anche insieme ai dirigenti, perché è un problema che li riguarda presto o tardi, ma è un problema che va affrontato, e i mesi clou sono non sicuramente adesso, ma sono appunto il mese di dicembre e gennaio. Se ci sono altre strategie, altre proposte che i dirigenti con la loro competenza, con la loro esperienza possono portare al tavolo e possiamo valutare insieme, ben vengano. Ecco, quindi noi seguiremo l'incontro, vi daremo conto poi di che cosa accadrà durante questo incontro. Ringraziamo il vicepresidente vicario Vincenzo Gottardo per essere stati con noi e restituiamo la linea allo studio. Chiara, grazie infinite. Quindi oggi pomeriggio non si riunisce solo il Consiglio dei Ministri, ma anche il cuore amministrativo della provincia di Padova, così in tanti altri territori, perché l'emergenza Lucchetta riguarda tutti. Penso ci sia tanta gente che si riunirà nei prossimi giorni, oggi e nelle prossime settimane. Tutti stanno discutendo questa cosa e tutti stanno cercando soluzioni per quanto nelle loro possibilità. Ecco, a proposito di soluzioni, di sindaci alla ricerca di soluzioni, ieri sera abbiamo titolato, uno dei nostri titoli dell'edizione principale di Treviso era dedicata a Mattia Perencin, sindaco di Fara di Soligo, che ieri ha mandato una nota formale, ufficiale al Premier Draghi, parlando molto semplicemente di una situazione devastante. Mattia Perencin doveva essere qui con noi oggi, ma ce l'abbiamo in linea al telefono. Buongiorno Sindaco. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco, noi in questo momento, grazie alla regia, vediamo la lettera su carta intestata del Comune a Mario Draghi. Che cosa ha chiesto, Sindaco? Ma io ho voluto scrivere questa lettera dopo l'ennesima bolletta che mi è stata inviata da un'azienda del mio paese. È una lettera, diciamo, molto semplice, ma credo molto significativa, perché c'è una richiesta di intervenire subito. Io ieri ho pubblicato una bolletta della lavanderia industriale qui di Soligo, del mio paese, che è passata da luglio del 2021 a pagare 17.000 euro di gas al mese, quindi per il mese di luglio, a 109.000 euro a luglio del 2022. Cioè questa è una situazione insostenibile, è una situazione drammatica per tutto il settore economico, ma anche per le stesse famiglie. Quindi io ho deciso di scriverli. Io non so se il Presidente mi risponderà, non so neanche se prenderà in considerazione questa lettera, però non possiamo continuare a rimanere fermi, perché appunto le nostre aziende stanno soffrendo, e così come stanno soffrendo le aziende soffrono anche le famiglie, quindi poi è tutta una conseguenza, una cascata. Io sono davvero preoccupato. Ecco, tra l'altro Sindaco, su questo noi ci eravamo visti più o meno 2 settimane fa qui in studio, la bolletta doveva ancora arrivare, poi dopo 24 ore è arrivata, lei è sobbalzato sulla sedia sostanzialmente, perché era molto esosa al di là di ogni aspettativa, e lei dice o ci aiutate o qua dobbiamo chiudere i comuni. In questa lettera molto sintetica lei di fatto lancia un appello chiaro e preciso a Draghi. Tra l'altro poco fa era nostro ospite il ministro D'Incà, che ci ha in qualche modo anticipato le misure che saranno prese nel pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Questo decreto aiuti, nuovo decreto aiuti da 10 miliardi di euro, forse, anche se la cifra non è stata confermata del tutto. Siamo sulla strada giusta? Io mi auguro che il governo intervenga quanto prima e con delle misure anche molto importanti. Non c'è più tempo da perdere, non abbiamo più tempo da perdere, perché le aziende e le famiglie sono davvero preoccupate, ma soprattutto stanno già iniziando a pagare queste bollette che spesso sono gli utili che hanno, che vengono impegnati per far fronte a queste spese così elevate che non erano di fatto previste. Per quanti investimenti anche le aziende stesse abbiano potuto fare in questi mesi per ammodernarsi, per trovare anche altre fonti di energia, piuttosto che installare i pannelli solari, piuttosto che altro, comunque è una situazione insostenibile. Quindi io ho parlato con molti sindaci, noi ci siamo anche trovati alle varie manifestazioni, e c'è una preoccupazione, perché non è solo la preoccupazione del sindaco di Fara, ma di tantissimi amministratori. Lei lo ha ricordato bene prima,
io avevo segnalato come anche noi come comune dai 9.000 euro di bolletta siamo passati ai 35.000 euro, quindi si capisce che già da qui c'è qualcosa che non torna, non è possibile che ci sia un aumento esponenziale così del prezzo del gas, questa speculazione va fermata e bisogna assolutamente trovare una strada che dia delle risposte certe a famiglie ed imprese, perché così non si può andare avanti. Sindaco, messaggio forte e chiaro anche questa volta, buon pomeriggio, buon lavoro e ci aggiorniamo presto, perché mi sa che torneremo ad aggiornarci molto presto. Lucchetta, torno da lei, perché? Perché dobbiamo anche lasciarci con una speranza, con una prospettiva, perché altrimenti qua sì, insomma, cominciamo l'autunno nel peggiore dei modi. Ecco. Perché? Perché comunque, nonostante tutto, il mondo dello sport va avanti con grandi soddisfazioni. Sì. Abbiamo visto gli europei del nuoto a Roma che sono stati un successo per l'Italia, quindi il nuoto italiano per gli atleti veneti. Per gli atleti veneti, assolutamente. E c'è un'atleta giovanissima trevigiana preganziolese che si è distinta ai mondiali juniores. Ecco, la vediamo proprio la vostra accoglienza ad Anna Porcari, così si chiama la giovane promessa del nuoto italiano, qui all'aeroporto di Venezia poche sere fa. Sì, Anna ha 15 anni, è di Scorzè per essere precisi. Si allena a Preganziol, fa parte del Team Veneto, che è una squadra di nuoto che unisce più realtà venete, appunto, e grazie al lavoro dello staff dei dirigenti e tutto quello che è stato fatto in questi anni è riuscita a conquistare un oro individuale ai mondiali di Lima in Perù, mondiali di categoria juniores. Ha buone prospettive, ha un piano di 2 anni per riuscire a fare un ulteriore salto di qualità. E niente, cosa dire, siamo orgogliosi di lei, ma siamo orgogliosi anche di tutta la squadra, perché non è un caso isolato. Dietro di lei ci sono altri ragazzi che a vario titolo, a vario livello, riescono ogni giorno ad entrare in acqua e migliorarsi un po' alla volta e porsi dei nuovi obiettivi per crescere. E questi ragazzi crescono se voi come operatori siete messi nella condizione di farli crescere. Allora, avevo letto un titolo prima, sabato sera blindato. I nostri ragazzi il sabato non vanno in centro e non fanno parte di quella problematica che vedo che è tornata fuori oggi. Delle baby gang, diciamolo a chi appunto ci segue. Proprio ieri c'è stato anche un vertice in prefettura per blindare, Lucchetta fa riferimento a questo, il sabato pomeriggio a Treviso. I vostri atleti, diciamo, devono rigare dritto. Una delle soluzioni a questi fenomeni è di sicuro lo sport. Chi fa sport non ha tempo di far parte di queste dinamiche. E quindi secondo me è importante investire su questo settore, soprattutto come lo stiamo svolgendo noi, intendo noi a Preganziol, ma anche tanti altri impianti sportivi della Federazione Italiana Nuoto, che negli ultimi 20-25 anni, grazie a un programma di formazione dei tecnici, sotto l'aspetto proprio specifico natatorio, ma anche gli aspetti sociali, educativi, eccetera, ha portato una grande crescita del movimento, tanti atleti, sia per quanto riguarda la quantità, ma anche quanto riguarda la qualità, perché cominciano sempre di più ad arrivare ai vertici italiani e mondiali come Anna. E poi sono soddisfazioni per tutti sostanzialmente, e questo è il principio. Se le piscine non sono messe nelle condizioni di operare, non ci saranno altre Federiche Pellegrini, per dirne una su tutte. O anche viceversa, una delle cose che dicevamo prima, aumentare i prezzi significa meno persone, e sarebbe un dispiacere non trovare la nuova Federica Pellegrini perché la famiglia non aveva le possibilità per venire a nuotare. Ecco, questo va detto, sarebbe come
tenere fuori da queste possibilità una parte cospicua della popolazione. Grazie Luca Lucchetta, direttore tecnico degli impianti sportivi di Preganziol della Stile Libero. Grazie Lucchetta. Io vi mostro per un'altra volta, perché è uno dei fatti di giornata, il video sta diventando virale, non è comune vedere queste immagini sul lago di Garda, la tromba d'aria che si è abbattuta questa mattina. La prospettiva è quella della sponda veronese, avete visto anche il nubifragio che si è abbattuto sulla città di Trieste, lo abbiamo visto poco fa, ci sono stati disagi un po' in tutto il Veneto, li stiamo monitorando, alberi abbattuti, interventi dei vigili del fuoco. Per il momento comunque la situazione, va detto, è sotto controllo. Siamo pronti ad aprire la pagina politica, ci sta raggiungendo anche Ettore Rosato, che è coordinatore nazionale di Italia Viva. Ecco, lo vedo già collegato. Rosato, l'ho appena annunciata dopo la pubblicità, quindi intanto la saluto, perché di lei si sta parlando parecchio in queste ore, Letta e non solo l'hanno tirata in ballo più volte. Quindi commento volentieri le parole di Letta. Ecco, quindi le commentiamo fra pochissimo e quindi grazie ancora Lucchetta. Meteo, pubblicità, poi Ettore Rosato, Raffaele Baratto, Annalisa Nalin, Cristian Scappina, perché mancano meno di 20 giorni al voto. A fra poco. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. La settimana prosegue con condizioni meteorologiche molto variabili. Un'attiva perturbazione atlantica coinvolge il nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 8 settembre. Sul Veneto cielo dapprima nuvoloso o coperto con alcune schiarite. Il fronte instabile si sposta da ovest verso est con rovesci temporaleschi a carattere sparso, localmente molto intensi e con possibili grandinate. Precipitazioni in diradamento in serata. Temperature in calo, minime tra 15 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 28 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo grigio con temporali e piogge localmente abbondanti, anche forti, in particolare su pianura e costa. Temperature minime sui 18-21 gradi, massime intorno ai 22-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, piogge sparse via via più diffuse. Nel corso della serata poi il tempo andrà migliorando. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Di nuovo in diretta per aprire la pagina politica. Abbiamo già salutato Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva. Buongiorno di nuovo Rosato. Intanto ci hanno raggiunto per Coraggio Italia il deputato uscente Raffaele Baratto. Buongiorno Baratto. Buongiorno Cristian Scappina, rappresentante candidato di Italia Sovrana e Popolare. Fra poco ci raggiungerà anche Annalisa Nalin di Più Europa, che tra l'altro pochi istanti fa si è presentata ufficialmente a Verona, dove è capolista. E cominciamo da lei, Rosato, cominciamo da lei, perché in queste ore è stato tirato in ballo più volte per la sua creatura, il Rosatellum, ma non ritorniamo sul Rosatellum ovviamente, quanto sul
sull'utilizzo che se ne sta facendo da varie parti politiche. Enrico Letta, per esempio, continua ad appellarsi al voto utile, dice per colpa del Rosatellum di fatto che ha voluto il PD di Renzi, io mi vedo costretto, dice Letta, a chiedere il voto utile, lasciando intendere che un voto al terzo polo o ad altre liste, tra virgolette, minori, poi vedremo quanto minori, sia un voto perso. Che cosa si sente di rispondere a Letta, Rosato? Guardi, io non sono assolutamente innamorato di questa legge elettorale. L'altra legislatura ne ho scritte materialmente 3, la seconda, che era un proporzionale con il sistema tedesco, lo sbarramento al 5%, è stata bocciata da Leu, attualmente entrata nel PD, e dalla sinistra del Partito Democratico, che sono, diciamo, il gruppo dirigente del Partito Democratico che Letta guida. Quindi se abbiamo questa legge elettorale qui, esattamente le responsabilità sono queste. Resta il fatto che noi dal 1994 votiamo con sistemi maggioritari, e dal 1994 ad oggi, prima il Mattarellum, poi il Porcellum, poi questa legge qui, il sistema è sempre lo stesso. Bisogna costruire coalizioni se si vogliono vincere i collegi. Il terzo polo ha fatto una scelta diversa. Noi concorriamo sui collegi e penso che avremo delle sorprese positive in più di qualche collegio italiano, ma è evidente che la battaglia bisognava che la sinistra e la destra, che si sono organizzate in 2 coalizioni, la portassero avanti con coerenza. Mentre la Meloni, Salvini e Berlusconi sono stati capaci di costruire una coalizione, poi vedremo se saranno anche capaci di governare, Letta è stato incapace perfino di costruire una coalizione, figuriamoci di governare. Letta ha fatto un asse con un partito anti-Draghi e basta, ha costruito questo tipo di coalizione, il PD tutto spostato a sinistra, più un partito anti-Draghi che è quello guidato da Bonelli, Fratoianni, che si sono caratterizzati per aver votato sempre contro i provvedimenti e la fiducia al governo Draghi, e poi è inutile che se la prende con noi, che lui non riesce a costruire la coalizione. Il voto utile non esiste, o meglio, esiste ogni volta che il cittadino mette il suo voto e pensa di votare utilmente. Chi voterà utilmente la Meloni, chi voterà utilmente il Partito Democratico, chi voterà utilmente il terzo polo, e così per tutti gli altri partiti che sono in campo, perché in questo caso più che in altri casi è evidente che il voto utile è quello in cui il cittadino si sente più rappresentato. Quindi la battaglia di Letta mi sembra veramente di retroguardia, e soprattutto una battaglia di chi non è stato capace di costruire una coalizione. Allora, Rosato, le do una forse brutta notizia per lei, non so, su questo punto specifico le dà ragione Giuseppe Conte. Anche Giuseppe Conte nelle scorse ore ha detto: ragazzi, il voto utile non esiste. Sentiamo Conte. Per quanto riguarda, io l'ho sempre detto, per quanto riguarda il voto utile non esiste, è una grande mistificazione, esiste il voto giusto, i cittadini lo devono dare quelle forze politiche che appaiono più affidabili e quelle forze politiche che appaiono più convincenti nel mantenere gli impegni che prenderanno. Questa è la base di un confronto elettorale. I cittadini devono dar fiducia e votare forze politiche che danno più affidamento nella realizzazione dei programmi. Anche perché la partita, l'unica partita non è quella tra PD e Meloni, ci sono altre partite per il terzo e quarto posto, la sfida tra Movimento 5 Stelle e Lega, la sfida tra Forza Italia e Azione. Tra l'altro alcuni sondaggi, Rosato, vi danno in testa su Forza Italia. Questo che cosa starebbe a significare? Tanto fra 2 giorni non si potrà parlare di sondaggi.
posso dirle che sarà un bene, perché parleremo di programmi forse un po' di più, però i sondaggi sono degli strumenti utili anche per capire un po' il sentimento degli italiani, e questo aiuta anche in campagna elettorale. Noi penso che stiamo facendo una campagna elettorale seria, in cui diciamo la verità. Guardate che ci sono due proposte politiche uniche in campo che possono cambiare l'assetto del prossimo futuro. La prima la fa Giorgia Meloni con i suoi alleati, ed è la candidatura di Giorgia Meloni alla presidenza del Consiglio. La seconda è quella che portiamo avanti noi, che è quella della candidatura di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio. Le altre proposte sono inesistenti, perché non hanno basi né numeriche né di solidità politica per arrivare a termine. Quindi io penso che la nostra campagna elettorale, che porta una proposta che è quella che fortunatamente ha favorito questo nostro Paese in questi mesi, è l'unica che ha una sua solidità alternativa a quella di Giorgia Meloni, che legittimamente fa una campagna elettorale dicendo votate la destra. Ecco, noi diciamo questo Paese non ha bisogno, non è un problema di democrazia, è un problema di incapacità. La destra che va al governo è una destra che manderà in rosso i conti del Paese e che soprattutto non aiuterà famiglie e imprese a uscire dalla crisi. Il centro però, l'ala moderata, è un'ala abbastanza frequentata in questa tornata elettorale. Dicevamo di Forza Italia, di questa sfida con Azione, però appunto c'è anche tutta la galassia di noi moderati che in Veneto si appoggia parecchio appunto sul leader Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. In questa competizione interna al centro, all'ala moderata, come si colloca lei, Baratto? E partendo proprio da questo spunto del voto utile. Beh, io credo che intanto, se parliamo del voto utile, credo che il voto utile il cittadino sia l'unico che può davvero darlo, se no sembra un po' che il cittadino alle volte non sappia neanche come votare o cosa votare. Credo che sia un po' una presa in giro anche fare certe considerazioni da parte di qualche leader politico e non il rispetto verso il cittadino che va a votare. Noi come moderati, come Coraggio Italia, che facciamo parte di questa compagine all'interno del centrodestra, credo che, come il nostro presidente Luigi Brugnaro ha sempre dimostrato, vogliamo portare avanti questo Paese, sicuramente che oggi è un Paese che è in emergenza, e credo che noi daremo la nostra parte per portare avanti il Paese in maniera concreta e soprattutto dando una mano alle forze che sono locomotiva di questo Paese, alle aziende, alle imprese, a chi ogni mattina si alza e va a lavorare. Ecco perché credo che un voto dato a noi moderati sia assolutamente importante per dare una forza davvero importante a questo centrodestra, e magari per riequilibrare, che secondo me saprà portare avanti questo Paese e lo saprà governare in maniera seria e soprattutto concreta, perché credo che oggi gli italiani abbiano bisogno di concretezza e assolutamente di gente che vada a governare e amministrare capace. Lei dice il voto a noi moderati in qualche modo sposta un po' il baricentro del centrodestra verso il centro. Credo che questo voto ai moderati ci sia all'interno delle capacità e della gente che può oltre spostare al centro, ma dare un supporto in maniera forte a questo centrodestra. Di sicuro non fa parte dell'eterogeneo mondo moderato Cristian Scappin, rappresentante di Italia Sovrana e Popolare. Una nuova formazione di fatto che si presenta a queste elezioni politiche 2022. Con quale spirito, soprattutto in Veneto, Scappin? Beh, lo spirito è quello che nasce dall'idea che ha fatto sì che venisse creata Italia Sovrana e Popolare. Lo spirito di riportare innanzitutto, come dice il nome, un'Italia sovrana e popolare, dove il popolo ritorna al centro della politica, in cui la sovranità del popolo, come è detto dal primo articolo della nostra Costituzione. Costituzione che è stata creata, è nata nel dopoguerra
Fatalità da gruppi anche parlamentari estremamente diversi, come è il gruppo che compone Italia Sovrana e Popolare. Abbiamo di tutto all'interno del nostro gruppo, ma nonostante ciò abbiamo tutti un unico stesso obiettivo: rimettere il popolo italiano, come è detto dal primo articolo della Costituzione, come sovrano nel Paese, svincolandolo da tutti quelli che sono i legacci e le catene imposte negli ultimi anni, da poteri che non sono italiani ma sono sovranazionali. Questo quindi, questa è la vostra dichiarazione programmatica. Esatto. Venendo al concreto, uno dei vostri punti, se non sbaglio, è lo stop o comunque la soppressione delle sanzioni alla Russia. Quindi sì, questa misura si colloca all'interno di questa vostra impostazione. Certamente, la nostra richiesta di fermare le sanzioni alla Russia è dato da due principali motivi. Uno, perché siamo comunque tutti concordi nel dire che la guerra non è mai una scelta ottima da utilizzare. Però abbiamo visto che le sanzioni che l'Italia impone alla Russia danneggia più l'Europa che la Russia stessa. Non sono io a dirlo, sono i dati riportati. Togliere le sanzioni alla Russia, ma non e lasciare che le cose vadano per conto loro, ma far sì che l'Italia si ponga come elemento importante nella diplomazia per fermare questa guerra che, ricordiamo, non è partita a febbraio di quest'anno, è partita nel 2014 e purtroppo solo negli ultimi mesi l'Europa si è accorta che lì c'è una guerra. Rosato, sulle sanzioni alla Russia, cominciamo a entrare nei temi. Qual è la posizione di Azione Italia Viva? Per fortuna è anche la posizione del governo italiano, dei governi occidentali, della NATO, degli Stati Uniti e della maggior parte dei paesi democratici, peraltro anche avallata dai voti delle Nazioni Unite, che è quello in cui c'è uno Stato aggressore, la Russia, che ha invaso un altro paese che è pacifico, che è l'Ucraina. Poi può piacere il governo dell'Ucraina, ma questo vale per tutti i governi del mondo, ma era uno Stato pacifico che è stato invaso. Le sanzioni sono indispensabili perché io mi chiedo qual è l'alternativa alle sanzioni, o l'indifferenza o il contrattacco militare. Noi non potremo mai essere indifferenti e vogliamo evitare un contrattacco militare da parte dei paesi dell'Europa. Mi auguro che anche chi dice di no alle sanzioni la veda alla stessa maniera. Sentiamo Scapin su questo punto. Ecco, Rosato dice una cosa sensata, nel senso, al di là dei contenuti che ognuno di voi sta esponendo. Va bene, no alle sanzioni alla Russia, allora? La diplomazia, ci dimentichiamo che esiste la diplomazia a questo mondo? L'Italia è sempre stata un grande partner della Russia commerciale. Abbiamo avuto in passato ottimi rapporti con la Russia. Perché non possiamo provare a metterci di nuovo a un tavolo, a fermare le armi e a discutere sui motivi per cui in Ucraina dal 2014 c'è guerra civile? Perché ci sono i margini, secondo lei, per poterlo fare? I margini ci sono, manca la volontà di farlo. Ma da parte di chi? Della NATO. Non ha alcun interesse a fermare la guerra. E non sono io che lo dico, basta vedere la realtà dei fatti. Rosato. Guardi, questa discussione è una discussione molto complicata, che non conosco il curriculum del mio interlocutore, nel senso che rispetto alle competenze di ognuno, in campagna elettorale poi ognuno dice quello che vuole ed è assolutamente legittimo. Ma io penso che c'è una diplomazia internazionale che sta provando a fermare la guerra. I casi sono due: o si ferma la Russia dall'invasione,
oppure si ferma e finisce la guerra, perché la Russia è uno Stato invasore, ha superato i confini con il suo esercito, ha superato i confini legittimamente concordati in sede internazionale. Non è che erano confini non concordati, erano confini concordati in sede internazionale, definiti. La Russia ha superato con il suo esercito questi confini, ha invaso uno Stato sovrano. Allora, o si ferma la Russia e quindi finisce la guerra, perché finisce l'invasione, o se si ferma l'Ucraina di sparare e di difendersi, finisce l'Ucraina, non la guerra, perché la Russia invade l'Ucraina, che era il suo progetto iniziale. Quindi mi sembra che stiamo facendo una discussione retorica. Chi è contrario alla pace? Io sono favorevole alla pace, io sono contrario a ogni colpo sparato, ma non è questo il punto. Il punto è che c'è uno Stato invasore che ha invaso un altro, come è accaduto purtroppo sempre nella storia. C'è uno che la guerra la comincia e un altro che la subisce. In questo caso l'Ucraina sta subendo la guerra. Se finisce di sparare l'Ucraina, finisce l'Ucraina, non è che finisce la guerra. E Nalin, è qui collegata con noi Annalisa Nalin di Più Europa, si è presentata poco fa ufficialmente, diciamo così, a Verona. Più Europa, che fino a un mesetto fa era alleata di Italia Viva e Azione. Poi è successo quello che è successo, ma come sapete sotto i ponti della politica di acqua ne passa sempre tanta, quindi è passato, diciamo. Ora siete avversari sostanzialmente, ma su questo punto delle sanzioni alla Russia immagino siate molto compatti, perché mi pare di aver sentito recentemente anche Emma Bonino da là dice non si deve tornare indietro. Sì, no, certamente. Solo per precisazione, questa mattina c'è stata la presentazione dell'uninominale della coalizione di centrosinistra, democratici, progressisti, liberali, a cui appartengo e rappresento appunto l'uninominale di Verona, oltre ad essere candidata in diverse città venete nelle liste appunto per Più Europa, sempre nell'ambito della coalizione di centrosinistra. Dunque sulle sanzioni assolutamente, sulle sanzioni non si torna indietro e credo anche che bisogna tranquillamente smascherare le fake, quindi mi permetto anche di farlo. Questi non sono dati miei, ma sono dati che sono stati resi noti da Sky 24, Sky TG24 sui dati delle sanzioni. Allora, se fosse vero che le sanzioni non facessero male, non avremmo questi dati. Il PIL ultimi 12 mesi, se la Spagna ha registrato un più 6,3, l'Italia un più 4,6, la Russia registra un meno 4,3. L'inflazione, e poi non mi dilungo più di tanto, se la Francia segna in agosto un 6,5, l'Italia un 8%, la Russia un 14,3%. Un ultimo dato economico, perché sapete a me piace molto parlare di dati, praticamente le imprese che hanno lasciato la Russia sono oltre 1000, creando un danno enorme per il PIL e la produttività ovviamente Russia, ma quello che è ancora più grave è che hanno lasciato di lavoratori qualificati, il 20% dei lavoratori qualificati ha lasciato il paese. Si parla di persone, di un numero enorme di persone che si avvicina ai 100.000, quindi super tecnologici. Ecco, allora non è vero che le sanzioni non fanno male alla Russia, e questo è anche confermato dai dati, dalle dichiarazioni che sono uscite proprio oggi. Putin alza il tiro e dice: adesso non vi ho fatto abbastanza male con il gas e adesso alzo il tiro sul grano. Quindi una reazione del genere, è chiaro che come si dice, che la politica scelta dall'Europa assieme agli Stati Uniti sta facendo male. Ma detto questo, al di là che faccia bene o male, rimane, e concordo qui appunto con esponente Italia Viva, cioè rimane che c'è uno Stato aggressore, feroce, uno Stato aggredito. L'aggressore mette in contestazione i principi delle liberali democrazie occidentali che vengono rappresentati dall'Unione Europea e dal sistema NATO. L'Italia fa parte della NATO, quindi chi dice tutte queste cose facili, usciamo dalle sanzioni, usciamo dalla NATO, cioè sta raccontando una serie di balle giganti all'elettorato, perché sono cose che non possono fare. Però cos'è il fine? Il fine è accapararsi i voti, cioè se io vado a solleticare la pancia degli elettori dicendo queste cose
che così chiamano paure, certo. chiamano situazioni di miseria, di difficoltà, di sofferenza, è chiaro che io vado a chiamare quel voto. Bisogna essere coraggiosi e bisogna dire le cose come stanno, quindi le sanzioni rimangono, la nostra appartenenza all'Unione Europea, che piaccia o non piaccia, rimane, che piaccia o non piaccia anche alla Meloni, perché se vinceranno le destre, e a questo mi congiungo e poi mi taccio alla discussione generale, se vinceranno le destre, questo Paese avrà dei seri problemi nell'inserimento internazionale, sostituiremo una Meloni con un Draghi, trovate voi le differenze. Galina, poi ci ritorniamo su questo, poi ci ritorniamo. Nei giorni scorsi, nel corso di Ring, la trasmissione di prima serata del vice direttore Avarino, avevamo lanciato un sondaggio sulle sanzioni alla Russia e l'esito era stato abbastanza netto. La stragrande maggioranza dei telespettatori si schierava contro le sanzioni alla Russia. Poi chiaramente era un sondaggio telefonico, però il sentiment era netto, era molto netto, non possiamo negarlo. Perché? Perché cominciano ad arrivare le bollette, ne stiamo parlando da giorni, e la gente è preoccupata. Quindi adesso, al di là della dichiarazione politica, della strategia internazionale, che probabilmente è anche quella giusta, però resta il fatto che la gente è preoccupata e comincia anche a pensarla diversamente rispetto ai partiti anche di riferimento su questa questione delle sanzioni alla Russia. Quindi stiamo giocando forse un po' con il fuoco da qui ai prossimi mesi. Beh, io credo che parlare di togliere le sanzioni oggi non sia sicuramente sia devastante, anche perché un paese che invade un altro sicuramente non può, togliendoli delle sanzioni, essere un'idea che vada per il verso giusto assolutamente. Qui c'è un dato di fatto, okay, che la verità è che un paese è stato invaso. Okay? L'Europa deve dimostrare, mai come in questo momento, di essere unita, per cui io credo che sia assolutamente fondamentale trattare in maniera forte questo argomento verso un paese che è invaso. Sicuramente bisognerà in questo momento sostenere le imprese che lavoravano con quel paese, anche perché la Russia sicuramente anche è dimostrato, ci sono i dati che parlano chiaro, al proprio interno hanno delle problematiche a livello economico. Certo. Vediamo il settore automobilistico che è al collasso per mancanza di microchip, vediamo il settore aeroportuale che è totalmente in crisi per le importazioni e esportazione delle merci, per cui io credo che oggi vada assolutamente trovata una soluzione in maniera sicuramente pacifica, perché sono due i modi, o la guerra o il modo pacifico. Credo che la prima abbiamo visto quanto devastante sia in un paese, credo che portarla in altri paesi sia la follia umana. Credo che bisogna assolutamente prendere in maniera concreta questo argomento, che credo sia un argomento che va a livello mondiale, non a livello di Europa, Russia, Ucraina, a livello mondiale, okay? E credo che vada preso davvero in maniera seria sia con la Russia che a livello internazionale. Però, questo credo che sia assolutamente, anche perché è chiaro che io sono convinto che magari chi è stato intervistato, chi magari telefonicamente per fare questo sondaggio perché prende paura per le bollette, l'azienda per magari dei problemi di lavoro, chi ci lavora sicuramente oggi ha delle preoccupazioni, ci sta. Ecco perché a livello europeo bisogna prendere delle decisioni forti e concrete per far vedere alla Russia che non siamo ostaggi. Ieri
Ursula von der Leyen ha annunciato questo piano in 5 punti, quindi è la strada giusta questa intrapresa dall'Europa. Domani ci sarà questo vertice dei ministri dell'energia. È la strada, questa è la strada, però probabilmente i cittadini, le famiglie, le imprese si attendono misure più urgenti, più immediate. Ma guarda, io credo che mai come in questo momento si può far vedere quanto conta l'Europa ai propri cittadini. Questo è il momento davvero importante. Per cui chiediamo a credo che sia questo Rosato, secondo lei domani da questo vertice dei ministri dell'energia si prenderà una decisione forte, si arriverà a esplicare, ad attuare i 5 punti annunciati ieri da Ursula von der Leyen, quindi il price cap al gas russo, il sostegno alle imprese con meccanismi europei. Ce la faremo, ce la farà l'Europa a dare un segnale concreto, forte? Ma penso di sì, ma mi lasci dire prima una cosa, perché altrimenti alimentiamo anche quel sondaggio, diciamo, che dice no alle sanzioni, perché se noi facciamo pensare che le sanzioni che togliere le sanzioni risolve il problema del prezzo del gas, è evidente che le persone normali poi dicono: ma perché devo pagare io 4 volte la bolletta perché abbiamo le sanzioni? Nasce un egoismo, diciamo, che isola anche chi sta subendo la guerra. Il prezzo del gas era già andato a 200 euro e ieri era a 214 prima della guerra, prima dell'invasione. È evidente che su questo noi abbiamo pagato l'aumento del prezzo sulle materie prime e sul gas, sull'energia, a seguito dell'uscita dalla pandemia. Quindi, usciti dalla pandemia, c'è stata un'esplosione dei costi sulle materie prime e sull'energia. Detto questo, adesso c'è la speculazione legata alla guerra, la speculazione che è un'arma che usa la Russia per cercare di indirizzare l'opinione pubblica occidentale, e infatti nel nostro paese, più che in qualsiasi altro paese europeo, sia chiaro, ci riesce. Detto questo, io penso che l'appuntamento di domani in Europa sia un appuntamento molto molto significativo, molto importante, perché l'Europa deve fare la sua parte. L'annuncio del prezzo sul gas ha già fatto scendere nella giornata dell'annuncio di quasi il 20% il prezzo del gas stesso. Quindi bisogna proseguire su questa strada, bisogna mettere in atto una politica che sia europea, sia sull'approvvigionamento, sia sulle protezione rispetto alle attività speculative degli altri paesi. In più c'è un tema vero, grande, gigantesco, e chiudo. Le bollette elettriche che stanno arrivando alle famiglie e alle imprese oggi vanno pagate, e quindi rispetto a moltiplicatori della bolletta elettrica è evidente che le famiglie e le imprese non hanno le risorse per farlo. Quindi c'è bisogno di un intervento dello Stato. Noi questo intervento dello Stato lo vogliamo, e lo vogliamo rapidamente, e il governo lo farà in questa settimana, esatto, o all'inizio della prossima, una volta definite quali sono le risorse a disposizione. Stiamo parlando di qualcosa che si avvicinerà a 20 miliardi. Tenga conto che lo Stato italiano ha già messo oltre 40 miliardi sulle bollette ed è il paese europeo che ha messo più risorse. La Germania ha annunciato 65 miliardi, noi abbiamo già messo 40 miliardi. La Germania li ha solo annunciati, e il problema del gas esiste lì come esiste anche in Italia. Scapina, se domani dall'Europa arriverà un segnale forte, la vostra ragione d'essere verrà meno o no? Nel senso, voi no. Chiedete che l'Italia esca dalla NATO ma anche dall'Europa. Quindi di fronte a un segnale forte di Ursula von der Leyen, dell'Europa, degli Stati membri, non... Allora, il discorso è molto semplice. Allo stato attuale delle cose hanno loro il coltello dalla parte del manico in questo momento. Il problema è che sempre più gente, sempre più cittadini, io parlo per l'Italia, non voglio parlare degli altri stati da cui mi arrivano notizie ben più pesanti che in Italia. Gli italiani si stanno accorgendo che c'è qualcosa che non va. Quando siamo entrati in Europa c'era stato promesso che avremmo lavorato un giorno in meno e guadagnato come un giorno in più. Qua ci si ritrova con una diminuzione degli stipendi attorno all'11%. Mi sembra che non sia aumentato. Dicevano che con l'Europa non avremmo avuto la delocalizzazione.
quante aziende hanno delocalizzato? Cioè tutto quello che è stato detto da cui l'Europa ci avrebbe salvato, in realtà da quando siamo nell'Europa, da quando siamo nell'euro, si sta avverando tutto quanto. Allora, e poi c'è l'ormai quotidiano battibecco tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Di fatto sono loro due i leader principali. Forse Rosato me la contesta questa, anche perché, se non sbaglio... Il grande sponsor della Meloni si chiama Enrico Letta. Enrico Letta sta facendo l'analisi della sconfitta da giorni si lamenta che la Meloni prenderà il 70% dei seggi, sta facendo l'analisi della sconfitta, tipica episodio della sinistra. La sinistra si è sempre caratterizzata con una lunghissima analisi della sconfitta, ma di solito si cominciava dopo le elezioni. Stavolta Letta l'ha cominciato prima, è il più grande sponsor della Meloni, che infatti lo ringrazia regolarmente, prendendolo anche un po' in giro. Ecco, penso che forse Letta dovrebbe farsene una ragione di capire che la sua comunicazione... Ma Rosato, Letta a sua volta contesta a voi di occuparsi, che vi occupate più di lui che della Meloni. Guardi, io di Letta non ho nulla da dire, nel senso che per me la Meloni, l'ho detto in apertura, è una candidata inidonea a governare il nostro paese. È inidonea non perché è fascista, però, è inidonea perché è incapace di gestire i conti pubblici, le politiche industriali, le politiche sociali. Basta dire che la loro coalizione, con le sole proposte che ha avanzato Berlusconi, Salvini e Meloni, hanno già speso 50 miliardi di euro senza dirci una parola di come affrontano il tema energetico. Quindi loro sono inadeguati. Enrico Letta si è arreso sulla via del fatto che comunque lui si occuperà di organizzare l'opposizione, peraltro un'opposizione anche abbastanza striminzita, perché finirà che Conte farà un risultato migliore di quello di Letta, perché parlerà di cose un po' più concrete, anche se sono completamente avulso da tutti i contenuti che propone Giuseppe Conte, che sono per lo più contenuti che fanno male al Paese, e sarebbe bello che discutessimo anche un po' del reddito di cittadinanza, dei danni profondi che fa il reddito di cittadinanza nel nostro Paese, al sud come al nord, ma almeno parla di qualche cosa che non ha a che fare solo con la Meloni e con il rosso e il nero, che è la campagna elettorale che ha deciso di fare Enrico Letta. Allora, a proposito di Enrico Letta, a questo punto, questo suo pensiero costante della Meloni, sentiamo Enrico Letta, le ultime dichiarazioni sulla leader di Fratelli d'Italia. Enrico Letta. Tante volte mi viene chiesto in questa campagna elettorale, ma in fondo la Meloni parla un linguaggio moderato, non è che se la prende con nessuno. E io dico, certo, in questa campagna elettorale parla un linguaggio molto moderato, ma 2 mesi fa, forse pensando che nessuno di noi capisce lo spagnolo, e lo spagnolo, diciamo, anche chi come me non lo sa, ma un po' di itagnol lo parliamo un po' tutti, fece quel discorso in Spagna che io vi invito ad andare a rivedere, perché il vero progetto di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni è in quel discorso in Spagna, non in quello che sta dicendo oggi in una campagna elettorale nella quale modera i toni. Lì c'è detto tutto, c'è scritto tutto, un discorso fatto non in un luogo qualunque, fatto di fronte alla platea di Vox. Insomma, dice Letta, la Meloni è quella di Vox. Nalin, lei prima diceva a rischio c'è la democrazia, anche questa è una cosa che sentiamo spesso, ma è così? Lei è convinta che un eventuale governo Meloni possa fare del male alla democrazia italiana? Sì, un paio di precisazioni. Allora, intanto sono contenta di vedere che il nostro ex fidanzato, che era Calenda, è scappato via, aveva fatto tutto l'imprinting della campagna elettorale e ha una nuova fidanzata che è Italia Viva. Noi siamo, quelli che siamo rimasti lì nella casa iniziale, e quindi siamo i liberal democratici che avevano fatto l'accordo con Calenda insieme a Letta. Poi Calenda, con la scusa di Fratoianni, se n'è andato. Fratoianni era ben noto fin dall'inizio che sarebbe stato, e in quelle proporzioni eccetera, quindi non c'era niente di nuovo sotto il sole, ma
diciamo che Calenda è scappato all'altare e questo va bene, però quello che non va bene è che il rischio c'è. Perché qual è il rischio? Il rischio, bisogna essere onesti con gli elettori e parlare di numeri, e i numeri non sbagliano mai. Allora, siccome questo sistema elettorale, Rosato lo sa bene, porta il suo nome, quindi mi scuso se dovessi dire io adesso qualche inesattezza, però insomma cerco di tenerla semplice. I 3/8 dei posti in Parlamento verranno assegnati col sistema maggioritario, sono 225 seggi su 600. Allora, siccome le due aggregazioni, diciamo, iniziali, quelle che si fanno al sistema maggioritario, da una parte il centro-sinistra, con noi dentro liberali democratici, dall'altra le destre, io non le chiamo neanche più centrodestra, e poi ci sono i poli. Purtroppo quando c'è lo scontro su quegli uninominali lì, e le faccio l'esempio più semplice, Roma, dove c'è Emma Bonino e Carlo Calenda che si contenderanno un seggio di Roma Centro, quel seggio quasi sicuramente andrà alla destra di Meloni, e questo è il sistema. Dopodiché noi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, ma il fatto che ci siano due poli, uno probabilmente più forte al nord, e mi riferisco ad Azione e Italia Viva, l'altro più forte al sud, e mi riferisco al polo, faccio anche un po' fatica, al polo più populista per eccellenza, ovvero il Movimento 5 Stelle, questi praticamente regaleranno a tavolino la partita a Meloni, perché tra i 225 seggi, posti e i 600 ci sono i plurinominali, lì si faranno le battaglie, ma è ben chiaro che la proporzione si arriva a quel famoso 70%. Allora io sono d'accordo che Meloni non ha le competenze richieste dalla complessità per, come si dice, gestire la crisi che si troverà dopo il 25 settembre. Non ha la statura di Draghi, non ha le competenze. Lei ha votato contro il PNRR. Scusi, ma sì. Letta per esempio avrebbe la statura di Draghi? Ma noi, guardi che noi siamo i primi a proporre Draghi, quindi cioè noi proponiamo Draghi, cioè io ero draghiana prima ancora che venisse fuori Draghi, cioè, capiamoci. Ma quindi, Letta non dice proprio questo, o sbaglio? Letta dice che un'opzione è Draghi, ma non è detto che non c'è nessuno, siccome questa è una democrazia parlamentare, sino a quando la Meloni, magari con l'aiuto di Italia Viva e di Calenda, non cambierà la Costituzione, la figura del Premier può essere indicata anche dopo, anche perché io spero, mi auguro con tutte le mie forze che Draghi sia la persona che possa condurre l'Italia in futuro, ma diciamocelo chiaramente, non c'è nessuna garanzia, e io non penso, personalmente, per come ho visto l'evoluzione politica, che Draghi si metterà alla testa di un finto governo di unità nazionale con Berlusconi, la Meloni, Salvini e forse magari in appoggio Italia Viva e Calenda. Non credo che Draghi farà questo. Ai postumi si vedrà, perché non possiamo saperlo ora. Ma detto questo, abbiamo anche un altro problema, e finisco, che è quella dell'identità politica. È chiaro che la Meloni è quello che è, cioè praticamente è una leader di destra che ha amicizie molto profonde con Orban, con la Le Pen, che propone all'interno dell'Unione Europea una nuova unione che si basa sulla sovranità degli Stati e non di una maggiore Europa, una più Europa che possa fare gestire le pandemie, le crisi energetiche. Chiarissimo. Quindi questo è chiaro che lei mette a rischio il nostro paese economicamente e politicamente. Ecco, chiediamo a Rosato a questo punto. Rosato, che ricordo è coordinatore nazionale di Italia Viva, quindi insomma tiene il punto. Voi, Rosato, siete pronti a fare da stampella ad un eventuale governo Meloni? Nei giorni scorsi c'erano state delle dichiarazioni che avevano fatto discutere di Calenda, che diceva non escludiamo un governo di unità nazionale anche con Meloni. Quindi ha ragione Nalin?
Ma no, non escludere un governo di unità nazionale vuol dire essere razionali, quindi l'unità nazionale, non c'è nessun partito che pensava di fare un governo che andasse dal PD alla Lega all'inizio dell'altra legislatura, quindi in coscienza Calenda ha detto: se ci sarà bisogno di un governo di unità nazionale lo valuteremo e vedremo cosa fare, ma noi non saremo mai la stampella né della Meloni né di Letta, lo dico con nettezza, perché Letta ha fatto degli errori macroscopici che definiscono l'incapacità di gestire nella politica l'ABC, perché le cose che diceva la collega di Più Europa dal punto di vista dell'analisi del voto sui seggi sono anche giuste, solo che si sapevano anche quando Letta ha deciso, invece di fare un'alleanza riformista, di fare l'alleanza con Fratoianni. A questo punto, se si è alleato con Fratoianni, che è uno che ha remato sempre contro il governo Draghi, poteva allearsi anche con Conte, che dice le stesse cose che dice Letta, perché Letta è venuto qui, Franceschini è venuto a Napoli a dire, sono in collegamento da Napoli, è venuto a Napoli a dire che il reddito di cittadinanza non va toccato, e quindi potevano mettersi d'accordo con Conte, facevano il polo della sinistra radicalizzante e assistenzialista e avevano una proposta politica da portare al Paese. Invece Letta, come spesso accade al PD, non ha voluto fare né una cosa né l'altra. Con Fratoianni contro Draghi, dire che sta con Draghi, ma figuriamoci se Letta può dire di sostenere il governo Draghi quando si è alleato con Fratoianni, che non ha mai votato la fiducia a quel governo. Detto questo, cerchiamo di entrare nel merito, e voi lo fate sempre, di stare sul merito delle cose. Noi abbiamo un problema della bolletta, dell'energia, dell'inflazione, su cui ci misureremo i prossimi giorni. Mi piacerebbe che la Meloni, che dice di aver vinto già le elezioni, si presenti davanti alle telecamere con la copia del decreto che ha pronto da assumere nella prima settimana di governo. E intanto attendiamo quello del governo Draghi oggi pomeriggio, che si convoca appunto alle 15 il CDM, e prima D'Inca su questo ha dato alcune anticipazioni. Scapin, voi non farete la stampella di nessuno nel caso di... Noi semmai facciamo la stampella del popolo, il nome del partito lo dice, noi siamo per il popolo, non siamo per la von der Leyen, non siamo per Draghi, non siamo per nessuno degli altri partiti. Ma senta, il popolo finora è più di destra o di sinistra? Forse siamo arrivati ad un punto in cui è il caso di lasciare al passato queste vecchie terminologie di destra, sinistra. Io vorrei ricordare da dove saltano fuori questi termini, semplicemente dalla disposizione che i gruppi politici si mettevano nei vari parlamenti. Sinceramente, destra, sinistra, ormai esistono ancora? Esiste la sinistra in Italia? Esiste una destra in Italia? O esiste un gran bel minestrone? Baratto, cosa esiste in Italia? No, allora io intanto volevo un po' dire la preoccupazione, vedo, della questione della Meloni. Io credo che la Meloni possa essere benissimo all'altezza di governare questo Paese all'interno di una coalizione di centrodestra, e questo altrimenti credo che questa coalizione non avrebbe neanche senso di essere nata. Dopo dico anche un'altra cosa, noi siamo stati tra i primi a sostenere il Presidente Draghi, perché il nostro Presidente Brugnaro l'ha sempre sostenuto in qualsiasi sede e in qualsiasi modo di sostenerlo. Dopodiché è successo quello che è successo, credo che bisogna guardare assolutamente avanti, perché se noi parliamo ancora di governare subito, adesso, con Draghi, credo che la politica abbia fallito, perché allora andiamo a votare, convinciamo i cittadini, perché io credo che i rappresentanti che ci sono all'interno di qualsiasi partito devono avere le competenze per amministrare e mandare avanti questo Paese, se no stiamo prendendo in giro i cittadini. Io credo e sono convinto che all'interno della nostra coalizione ci siano le competenze per mandare avanti le problematiche grandi che questo Paese, in primis le bollette, perché questo bisogna già da qualche mese lo diciamo, l'ho detto anche io 20 giorni fa in questa trasmissione, che
assolutamente bisogna sostenere i cittadini e le imprese, ma credo che oggi bisogna assolutamente guardare avanti per portare avanti questo paese, altrimenti se parliamo già di dare in mano il paese come era prima, credo che assolutamente la politica non sia in grado di sopportare i cittadini, di sopportare un paese, abbia già fallito. Io non credo che questo i cittadini mi risponda lo vogliano. in 5 secondi telegrafico su questo. Noi moderati, Forza Italia e Lega saranno leali alla Meloni? Ma io credo che la Meloni faccia parte di una coalizione di centrodestra e giustamente o si dà fiducia uno per l'altro, altrimenti credo per rispetto dei cittadini che non sia giusto neanche creare le coalizioni. Allora so che Rosato deve lasciarci, che ha diversi impegni. Grazie Rosato, ci sentiamo nei prossimi... Scusa, ringrazio io voi. Prego. Chiedo scusa e ringrazio io voi. Allora ci aggiorniamo presto Rosato, grazie, buon lavoro, buona campagna. Noi facciamo qualche istante di pubblicità, ritorniamo con Nalin, Baratto e Scapin. A fra poco. Di nuovo in diretta, siamo alle battute conclusive di questa prima edizione. La politica ovviamente in primo piano, sono rimasti con me Annalisa Nalin di Più Europa, Raffaele Baratto, noi moderati e Cristian Scapin di Italia Sovrana e Popolare. Scapin, durante la pubblicità ci ha raccontato un attimo la sua esperienza da insegnante di scuola elementare e insegnante anche nelle carceri. Quindi direi di fare proprio un'ultimissima battuta, siamo agli sgoccioli, sul mondo della scuola. Ne abbiamo parlato all'inizio di questa trasmissione. Lunedì si ricomincia. E da dove deve ricominciare il mondo della scuola? 40 secondi a testa. Il mondo della scuola deve iniziare innanzitutto dagli alunni, dai bambini, dai ragazzi e dalle famiglie, perché non si può pensare alla scuola solo come un parcheggio perché i genitori devono andare a lavorare. La scuola è il fondamento, è il cardine portante di una società. È a scuola che formiamo le nuove generazioni. La scuola negli ultimi anni si è sempre più impoverita. Da quando la scuola è diventata un'azienda, io non la chiamo più scuola, bisogna ritornare alla scuola, agli alunni e agli insegnanti e a ridare dignità alla figura dell'insegnante. Nalin, sulla scuola, 40 secondi. So che è un tema, tra l'altro ne ha parlato parecchio la stessa Bonino in un ultimo suo video, in un video recente. Sì, noi siamo molto accorti su questo tema della scuola. Io c'ho un po' di riposo, va bene da voi l'audio? La sentiamo. Sì, va bene. Allora, per formazione scuola noi proponiamo veramente delle misure importanti, a iniziare dall'1% del PIL. In 5 anni bisogna aumentare l'1% del PIL dedicato all'istruzione. Riteniamo che siano anche importanti aumentare gli investimenti nelle università e nelle istituzioni pubbliche e raggiungere l'1,5% del PIL in tal caso, e che siamo allo 0,5. Praticamente la scuola deve dare dignità sia agli insegnanti che anche agli studenti, agli alunni, a tutti i livelli. Gli insegnanti devono avere dei percorsi formativi che poi permettano pure di tenere gli aggiornamenti, ma poi anche avere dei riconoscimenti del loro merito, e il precariato deve trovare una fine, il precariato, perché se noi non investiamo nella formazione e nella formazione, nella cultura, nell'università e nella ricerca, il paese è morto. Noi ci rivolgiamo da sempre come partito ai giovani ed è qui che dobbiamo fare gli investimenti. È importantissimo investire in questi settori, perché altrimenti non riusciremo a garantire un futuro. Noi continuiamo a parlare di pensioni, di alzare le pensioni, sappiamo che gli anziani, gli adulti maturi hanno delle difficoltà col discorso delle pensioni, ma qui è necessario un patto generazionale fatto tra le generazioni. Un patto generazionale, chiarissimo. Perfetto, grazie Nalin. Baratto, anche per lei 40 secondi, la prego, perché siamo veramente addirittura d'arrivo. Molto veloce, credo che
assolutamente sia importante investire nelle scuole, investire nei giovani, ma in maniera seria e concreta. Da anni se ne parla, però quando è ora non si mettono i soldi, perché questa è la verità. Bisogna dare dignità, come diceva molto bene prima Scapin, scusami, come diceva molto bene prima Scapin, per dare di nuovo quel rispetto agli insegnanti, quel rispetto che di conseguenza andranno agli alunni, perché credo sia la linfa del nostro paese, assolutamente. Bisogna investire per i giovani e soprattutto per chi deve ancora venire, perché saranno loro dopo che ci giudicheranno. Allora io credo che questo sia un punto di partenza importante e mi auguro che questo governo che verrà un grande investimento lo faccia nella scuola e nella ricerca, altrimenti il nostro paese non andrà mai da nessuna parte. Penso che questo ce lo auguriamo tutti, ogni volta sembra la volta buona. Esatto, poi, spero che questa sia la volta buona. Grazie Cristian Scapin, Italia Sovrana e Popolare, grazie Raffaele Baratto, noi moderati, grazie Annalisa Nalin, Più Europa, io spero di avervi presto miei ospiti per commentare questa campagna e anche il voto, no? Quello che avverrà dopo il 25 di settembre, quindi buon rush finale mi verrebbe da dire a questo punto. Allora, noi rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Tanti temi, lo avete visto, il maltempo, la tromba d'aria sul Garda, fortunatamente non ci sono state ripercussioni, maltempo che ha un po' battuto tutto il nord-est nella giornata di oggi e l'allerta prosegue anche nelle prossime ore. Siamo stati a San Stino di Livenza dove è morto il secondo ferito, l'esplosione di 2 settimane fa in un'abitazione privata, 2 uomini che stavano maneggiando un ordigno bellico, poi tanta cronaca da Padova, da Treviso, leitmotiv ovviamente le difficoltà delle imprese, delle istituzioni, delle famiglie alle prese con il caro bolletta. Ringrazio dalla regia Alessandro Granziera e Tony Esposito, ringrazio tutti voi per la cortese attenzione, buon pomeriggio.